Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Oggi i giornali non sono in edicola, ma ci rifacciamo ai quotidiani di ieri, mercoledì 1 maggio. A una notizia: Di Maio spegne Radio Padania, della quale parleremo dopo, e parleremo più tardi anche con una persona che si sta occupando della vicenda nel dettaglio da un punto di vista tecnico-legale. Lo stop alle trasmissioni nazionali, scriveva ieri Repubblica. Il Ministero dello Sviluppo ordina all'emittente della Lega, che non è della Lega, la sospensione dell'attività sulla rete digitale che gli consentiva la diffusione in tutta Italia, aggirando la licenza. Di questo parleremo poi dopo. Nuovo atto dopo lo scontro sui fondi. Insomma, Di Maio spegne Radio Padania, era il titolo della Repubblica di ieri, poi ne avremo modo di parlare più tardi. Intanto, come al solito, diamo uno sguardo alle agenzie di stampa di stamani. Scontro fra Stati Uniti e Russia sul Venezuela, è l'apertura dell'ANSA.it. Washington evoca un'azione militare, Mosca dice non vi immischiate, ancora tafferugli a Caracas tra i manifestanti anti-Maduro e le forze dell'ordine. Nuovo appello di Guaidó alla rivolta, Maduro grazie all'esercito per aver sconfitto il golpe. E poi un cooperante italiano morto a Capoverde, è il secondo titolo dell'agenzia ANSA. In primo piano un giovane fiorentino, David Solazzo, a Capoverde per coordinare un progetto di cooperazione per il COSPE, una organizzazione non governativa di Firenze, è morto sull'isola di Fogo. La notizia è stata pubblicata sul sito del COSPE, dove si spiega che il giovane sarebbe morto in un incidente sul quale le autorità locali stanno indagando. Solazzo era arrivato a Capoverde nel novembre scorso, aveva messo in campo la sua professionalità al servizio delle comunità locali. Il giovane era già stato per la stessa ONG anche in Angola. Era un amico, un professionista serio e appassionato, scrive il sito del COSPE. Il progetto di cui il giovane fiorentino era coordinatore si chiama Rotas de Fogo. Il suo obiettivo è portare avanti azioni per il rafforzamento del turismo rurale sostenibile nell'isola di Fogo. Il COSPE si stringe attorno alla famiglia, alla fidanzata e agli amici. Aveva 31 anni, questo agronomo fiorentino, trovato morto appunto nella sua casa sull'isola di Fogo a Capoverde. Lo ha confermato il console italiano a Praia, Luigi Zirpoli. Non posso dirvi più di quanto già sapete, ha spiegato il console all'ANSA. È stato a cena l'altra sera con degli amici e poi è stato trovato morto la mattina dopo in casa, dove credo vivesse da solo. Le autorità stanno indagando, ci sarà l'autopsia. E così l'ANSA in primo piano, mentre il 1 maggio al concertone parole, slogan e messaggi. Ambra contro il bonus donne, Ilaria Cucchi emoziona Lauro scatenato, Noel Gallagher infiamma Piazza San Giovanni, concertone bagnato tra lavoro e Europa, a Taranto striscione sui tumori. E poi il reddito di cittadinanza, parla il presidente dell'INPS Tridico, risparmi per 1 miliardo. Per quota 100 penso si arrivi a 290.000 domande. Al primo mese le domande per il reddito di cittadinanza erano 800.000, si arriverà a 1.300.000, ci arriveremo entro l'anno, c'è un tasso di rifiuto del 20-25%, ci sarà un risparmio al massimo di 1 miliardo, ha detto il presidente dell'INPS Tridico. Per quanto riguarda quota 100, il presidente INPS ha detto che abbiamo avuto 123.000 domande nel primo trimestre. Ritengo si arrivi a 290.000 domande, che è quanto previsto per il primo anno. E poi i temi del lavoro, definire il salario minimo, riduzione del cuneo fiscale, sono le due misure che potrebbero ridare dignità ai lavoratori. L'Italia ha un numero di ore lavorate pari a 1.700 all'anno, la Germania 1.300. Non facciamo riduzioni dell'orario di lavoro dal 1970, ma nel frattempo c'è stato un forte progresso tecnico. Secondo me, ha detto il presidente INPS, è sostenibile una riduzione dell'orario di lavoro, così è il presidente dell'INPS Pasquale Tridico. E poi ancora in primo piano sull'ANSA, scontri a Parigi, i sindacati denunciano una repressione inaudita per il 1 maggio. Tafferugli a fine corteo del 1 maggio tra polizia e black bloc. In coda alla manifestazione, gruppi di casseur hanno attaccato la polizia incendiando cassonetti e materiale di cantiere sul boulevard dell'Hôpital, davanti all'entrata dell'ospedale della Salpêtrière. La polizia ha risposto con moltissimi lacrimogeni e con l'intervento di squadre mobili sui punti di maggior tensione. Alcuni manifestanti non sono riusciti a entrare nella piazza dove è stata fissata la conclusione della manifestazione. Un poliziotto ferito sul boulevard dell'Hôpital, sale a 330 il numero delle persone identificate a margine delle manifestazioni del 1 maggio. Durissimo comunicato della CGT, il sindacato di sinistra, il cui segretario Martinez
ha annullato il punto stampa dopo essersi trovato nel cuore dei disordini. La CGT denuncia le violenze in corso a Parigi, una repressione inaudita e senza discernimento in seguito alle violenze di alcuni. Così l'agenzia ANSA sul 1° maggio a Parigi. E poi ha parlato Mattarella, le tasse sul lavoro tra le più alte, bisogna azionare la leva fiscale, ha detto il Presidente della Repubblica. Senza lavoro rimane incompiuto il diritto di cittadinanza, la dignità dell'individuo rimane mortificata, la solidarietà sociale e la possibilità di sviluppo della società ne rimangono compromesse. Vanno approntati strumenti per guidare il cambiamento a favore della società, compresa la leva fiscale, visto che le tasse sui redditi da lavoro in Italia sono tra le più alte dei paesi sviluppati. Lo ha detto il presidente Mattarella, appunto, ieri. C'è una congiuntura internazionale debole, ma in Italia si aggiunge il peso del debito pubblico, che impone cura particolare per rafforzare la fiducia degli investitori, tutelare il risparmio degli italiani, tenere in equilibrio programmi di spesa e finanziamenti realistici. Vanno approntati strumenti per guidare il cambiamento a favore della società, compresa appunto la leva fiscale, perché le tasse sui redditi da lavoro in Italia sono fra le più alte dei paesi sviluppati. L'occupazione è in ripresa all'inizio di quest'anno. Dopo una leggera flessione nella parte finale del 2018, il tasso di occupazione registra un segno positivo, ma è un livello che non ci può soddisfare. Il lavoro è carente in larghe aree del paese, le conseguenze sono gravi, ha detto ancora Mattarella. Particolarmente insufficiente l'occupazione femminile in confronto all'Unione Europea. Ridurre lo scarto che penalizza le donne in termini di posti di lavoro, differenza salariale e possibilità di carriera è una necessità, può diventare uno dei maggiori moltiplicatori di benessere e crescita. La nostra Costituzione riconosce il lavoro come bene sociale e impone di compiere ogni sforzo per ampliare le opportunità occupazionali, rimuovere le cause degli squilibri tra i territori, accrescere le conoscenze, eccetera. Il lavoro è la priorità del nostro governo, ha detto il vice premier e ministro del lavoro Di Maio, parlando anche lui al Quirinale in occasione della festa del lavoro. Così l'agenzia ANSA in primo piano. Poi Berlusconi, il medico di Berlusconi, dice: gli direi stai a casa, ma decide lui. È stato operato per occlusione intestinale Silvio Berlusconi, che ha parlato con i familiari. Una notte tranquilla all'ospedale San Raffaele. Sono stabili i parametri clinici di Silvio Berlusconi. Il decorso post-operatorio procede in maniera ottimale. Concludere la campagna elettorale per le europee dipende da lui, ha detto Alberto Zangrillo, medico di Berlusconi. Dal punto di vista medico gli direi statene a casa, che non ne vale la pena. Però siccome così non sarà, probabilmente il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale in modo che lui vinca, come è abituato a fare, ha detto il medico di Berlusconi, Zangrillo. Berlusconi nella notte del 29 aprile ha accusato sintomi addominali, stato occlusivo a carico del piccolo intestino, l'ha rilevato l'ATAC, sottoposto all'aparoscopia esplorativa. È stato diagnosticato e trattato una occlusione intestinale da volvolo ileale su una briglia aderenziale dovuta a un intervento di colecistectomia eseguito 40 anni fa. L'intervento è correttamente riuscito, è stato risolutivo. Così l'agenzia ANSA in primissimo piano. Alta tensione a Torino, cariche della polizia sui Nottava, la manifestazione ANPI, istituzioni e sindacati, 2 manifestanti e un poliziotto in ospedale. Così l'agenzia ANSA. Velocemente andiamo anche all'ADN Kronos. In primo piano su adnkronos.com la morte del cooperante italiano a Capoverde, il giovane fiorentino arrivato nell'isola di Fogo. E poi in Venezuela, tensione Mosca-Washington, un 1° maggio di scontri a Parigi, Ambra sindacalista al concertone di Roma, Berlusconi operato e Banca d'Italia via libera alle nomine. Il Consiglio dei Ministri avrebbe dato l'ok ai 4 membri del direttorio. Mentre vediamo anche l'AGI, magi.it, in primo piano Salvini, alla Lega ci pensa la Lega, il Carroccio ha blindato Siri. Di Maio continua a chiedere le dimissioni del sottosegretario indagato per corruzione e sostiene che nel partito alleato c'è chi la pensa come lui. Poi malumori leghisti sulle nomine di Banca Italia, titola l'agenzia AGI. Dopo tante polemiche il governo dà il via libera ai nomi indicati da Via Nazionale per il nuovo direttorio. E il Venezuela sull'orlo della guerra civile, ma anche la visita di Salvini e Di Maio a Tunisi poteva essere un'occasione per sciogliere la tensione tra i due, che però è rimasta alta, seppure
attenuata così in primo piano sull'agenzia AGI. Adesso diamo un'occhiata come al solito alle pagine Facebook, partendo da quella di Matteo Salvini, che vuole bene a Vittorio Feltri. Un Vittorio Feltri che ha dato una lezione alla sinistra beota: se non volete che vi sparino, non entrate in casa altrui, ha scritto Feltri. Stiamo preparando una legge per raddoppiare le pene a chi maltratta gli animali, scrive ancora Matteo Salvini. Giù le mani da loro e guai a chi li abbandona. Stiamo preparando una legge per raddoppiare le pene per chi maltratta gli animali. Giù le mani dai nostri animali e guai a chi li abbandona. Mi raccomando, noi siamo pronti. Così Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, con un bel Labrador di fianco. E sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, anche a Palestrina vicino a Roma mi avete emozionato. 8 ore fa, scriveva Salvini, gente normale, gente per bene, nulla a che vedere con quelli che vanno a far casino in corteo contro la polizia, scrive Salvini. Civitavecchia, mi criticano perché trascorro il 1° maggio in mezzo alla gente, io continuo più forte di prima, sempre dal 1° maggio di Matteo Salvini. E poi un'intervista esclusiva al primo ministro ungherese Orban sulla Stampa di Torino, poi la leggiamo. Grazie al premier Orban per le parole di stima usate verso di me, parole che ricambio. Domani sarò a Budapest e avrò il piacere di incontrarlo di nuovo, scrive Salvini. Con lui si può costruire un'Europa diversa. E ancora, grazie alle forze dell'ordine, task force della polizia ferroviaria da Napoli a Milano per ripulire le stazioni. Le stazioni vanno ripulite, devono tornare a essere un bel biglietto da visita per le nostre splendide città. Tolleranza zero per balordi e delinquenti, faremo sempre di più e sempre meglio. La Civitavecchia alla giornata di ieri, poi l'accoglienza ricevuta appunto in piazza, ci sono numerose testimonianze sulla sua pagina Facebook. A Tarquinia, insomma nel Lazio, la diretta da Tarquinia, tanta roba da vedere. Poi mattina del 1° maggio, piazza piena ed entusiasta con la Lega Palestrina in provincia di Roma. Un'altra notizia di cronaca: pusher arrestati e subito liberi, pronto il piano antiscappatoie. Pusher extracomunitari con decine di precedenti arrestati al sabato, scarcerati al lunedì perché avevano modica quantità di droga. È successo a Padova, succede ovunque. Basta, scrive Salvini, occorre accelerare sulla proposta della Lega, cancellare i benefici, evitare che gli spacciatori possano impunemente tornare a vendere dosi, scrive Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Luigi Di Maio mette in primo piano un fotomontaggio che ieri mi ha girato un amico. Ha iniziato a circolare in rete dopo che l'Istat ha diffuso i dati sul lavoro. Il fotomontaggio è quello di Di Maio che si affaccia dal balcone dell'Istituto Nazionale di Statistica. Aumentate le persone che hanno un lavoro, aumentate i contratti a tempo indeterminato, diminuita la disoccupazione giovanile. Il decreto che ha aperto la strada a questi risultati l'ho chiamato decreto dignità. Non a caso, scrive Di Maio, dignità, perché nelle mie intenzioni c'era la volontà di restituire dignità ai lavoratori, ai giovani precari, a chi da anni aspetta una stabilità per farsi una famiglia. Ora piano piano ci stiamo riuscendo. Questo decreto è stato criticato per 10 mesi. Per 10 mesi opinionisti da salotto, giornalisti e altri liberi pensatori lo hanno attaccato in ogni modo. Hanno detto che valeva nulla, che avrebbe provocato un disastro, hanno tirato giù profezie da 4 soldi. Qualcuno ha perfino detto che con questo decreto perdevamo il contatto con la crosta terrestre. Ci mancava solo che arrivassero a presagire la fine del mondo. Il livello è stato questo, invece si sta verificando il contrario, non perché io sia più bravo degli altri, ma perché noi avevamo l'intento giusto, mentre loro erano in malafede. Soprattutto perché dietro a questo provvedimento ci ha lavorato una squadra di tecnici, anche tra i parlamentari, che oggi come allora sento di dover ringraziare. Grazie a chi ha creduto in noi e ci sta credendo, grazie anche a chi non ci crede, perché ci spinge a fare meglio. Il PD e Forza Italia hanno lasciato un paese in macerie, stiamo provando a ricostruirlo, non sarà facile, ma i numeri ci dicono che la strada è giusta. Spesso vedete me in TV, dietro il mio lavoro però c'è una squadra di persone, tra parlamentari e molti altri, che si fanno il mazzo ogni giorno per fare in modo che il cambiamento arrivi veramente. Voglio ringraziare anche loro, convinto che quando lavori sodo e con le buone intenzioni, prima o poi, come è accaduto con i dati Istat, i risultati arrivano. Buon 1° maggio, viva l'Italia, scrive
Luigi Di Maio, che poi ripropone il suo discorso alla cerimonia ufficiale per la celebrazione della festa del lavoro al Quirinale. Questo è il primissimo piano della pagina Facebook di Di Maio. Lasciamo anche la pagina Facebook di Luigi Di Maio per andare adesso ai quotidiani. Intanto c'è questo bell'articolo, come dicevamo, di Repubblica su Di Maio, appunto lui che spegne Radio Padania, stoppa le trasmissioni nazionali, scrive Repubblica. Luigi Di Maio in persona, niente meno, scrive Repubblica, spegne Radio Padania. Con una lettera della Direzione Generale per i Servizi di Radiodiffusione e Postali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ordinato all'emittente della Lega la sospensione immediata delle trasmissioni sulla rete digitale. Quella che finora, in barba ai vincoli della licenza di cui è in possesso, le ha consentito di essere ascoltata su tutto il territorio nazionale e di trasformarsi da stazione locale a megafono nazionale della campagna elettorale permanente di Matteo Salvini, scrive Repubblica. Insomma, è ormai chiaro come Radio Padania e le sue molteplici anomalie sia diventata terreno dell'ennesimo braccio di ferro tra i due vice premier, innescato dalla notizia rivelata da Repubblica della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico fatta dall'emittente di Salvini per ottenere i contributi pubblici a sostegno del pluralismo dell'informazione. Si è scoperto che il governo, mentre toglieva i fondi statali a Radio Radicale, si apprestava a staccare un assegno da 115.000 euro a Radio Padania. A quel punto Di Maio ha provato a bloccare tutto, annunciando un supplemento di istruttoria, scrive Repubblica, ma i suoi dirigenti non hanno trovato motivi legali cui appellarsi perché la domanda di Radio Padania era del tutto legittima. Colpo di scena, la direzione dell'emittente, che trasmette dalla sede di Via Bellerio a Milano, ha rinunciato ai soldi con una mail inviata a nottetempo al Ministero dello Sviluppo Economico alla vigilia della pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari. L'abbiamo fatto per evitare polemiche, dice l'amministratore Davide Franzini. Adesso però si intuisce di che risma fossero queste polemiche. La lettera del dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico Giovanni Gagliano, indirizzata a Radio Padania in copia all'Autorità per le Comunicazioni, ne scoperchia il presunto sistema illegittimo, scrive il dirigente Gagliano. Si invita la società a sospendere immediatamente la trasmissione dei propri contenuti al consorzio Euro-DAB, autorizzato in ambito nazionale a trasmettere con la tecnica del digitale. Si comunica che in caso di reiterata violazione il Ministero procederà all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione rilasciata a Radio Padania Libera il 28 agosto 2018. Se non spengono il segnale digitale, lasciando aperto solo quello analogico geograficamente limitato, rischiano di spegnersi del tutto. Hanno 7 giorni di tempo per disattivarlo, lasso entro il quale possono presentare al Ministero controrepliche e documenti che provino la legittimità del loro operato. La licenza di cui è in possesso oggi Radio Padania, dopo la vendita nel 2016 della concessione per Radio Comunitaria Nazionale, vale solo per la fornitura di contenuti in ambito locale, non può coprire l'intero territorio italiano. Appoggiarsi a Eurodab senza avere il permesso per farlo, come sostiene il Ministero guidato da Di Maio, è stato un modo per far campagna elettorale a vasto raggio, ad esempio mandando in onda 2 giorni fa le interviste al tesoriere leghista Centemero e al commercialista bergamasco Di Rubba, entrambi uomini di fiducia di Matteo Salvini. Così scrive Repubblica. Di Maio spegne Radio Padania, di questo poi parleremo alle 9.30 con un tecnico, un legale che si sta occupando esattamente di questa vicenda e dei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico. Ne sapremo di più, state all'ascolto. Intanto diamo un'occhiata ai quotidiani di ieri per recuperare alcune notizie e commenti. Dal primo piano del Corriere della Sera, l'Italia fuori dalla recessione. Tra i giovani la disoccupazione è in calo, dice Salvini, è urgente la flat tax. Scontro in Consiglio dei Ministri sull'autonomia per le regioni e slitta ancora la decisione sul caso Siri. Il PIL è cresciuto dello 0,2%, tornando positivo dopo 2 trimestri negativi. L'Italia è uscita dalla recessione, lo certifica l'Istat, in calo anche la disoccupazione giovanile. E Salvini dice ora la flat tax, ma è scontro in Consiglio dei Ministri sull'autonomia. Slitta ancora la decisione sul caso Siri, scrive il Corriere della Sera. E dal Corriere della Sera andiamo a vedere anche le altre prime pagine di ieri.
La Verità apre con lo stesso argomento: sorpresa, la recessione non c'è più, l'opposizione rimpiange la crisi, scrive Maurizio Belpietro. Nel primo trimestre del 2019 il PIL sale dello 0,2%, la disoccupazione, soprattutto giovanile, scende, l'occupazione migliora. Nessuna festa, ma chi ha dipinto un paese sfasciato diceva balle. Intanto un pretino sale sulla nave della ONG di Casarini, se ne occupava ieri Francesco Borgonovo. Sul taxi del mare è salito anche un pretino, Don Mattia Ferrari, 25 anni, è il cappellano di bordo della Mar Ionio, la nave di Casarini e dei centri sociali che sfida Salvini. Un'iniziativa benedetta da ben 3 vescovi, da Avvenire, dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale I Vescovi, la CEI. L'imbarcazione è poi ripartita diretta verso il Mediterraneo centrale. L'armatore Metz ha denunciato il leader della Lega dicendo ci diffama. Sempre dalla prima pagina poi della Verità, Conte ha visto tutte le carte del caso Siri, racconta Giacomo Amadori. L'indagato va dal premier con gli atti, in nessuna intercettazione si parla di soldi dati al sottosegretario. Siri da Conte con le intercettazioni, negli audio i giri di soldi non ci sono. Il sottosegretario leghista ha portato all'incontro le carte dell'inchiesta. Come rivelato dalla Verità, la registrazione ci è costato 30.000 euro, è assente, così come frasi su denaro dato o promesso dagli Arata. I consiglieri del senatore usano il caso Lupi per frenarne le dimissioni. Chi ha letto gli sbobinati ha trovato discorsi spezzettati e poco comprensibili, mentre il Sole 24 Ore si è desto e chiede i danni al suo ex direttore Roberto Napoletano, scrive in prima pagina ancora la Verità. Il Sole 24 Ore chiede i danni a Napoletano, nota spese da almeno 4,6 milioni. L'Assemblea approva l'azione di responsabilità contro Treu, Benedini e l'ex direttore che si fa un trust in un paradiso fiscale su un'isola della Manica. Intanto peggiora anche il rosso del gruppo, 38,3 milioni. A chiudere dalla prima pagina della Verità arriva pure la ricetta elettronica per gli animali. Dal 16 aprile tutti i veterinari sono obbligati a emettere digitalmente la ricetta, in soffitta la carta, un'imposizione che può tradursi nell'ennesimo balzello per chi possiede animali su cui rischiano di scaricarsi i costi delle maggiori incombenze richieste ai medici veterinari. Così la Verità. Su Panorama, che esce con la Verità, abbiamo la mala marijuana. Nei paesi dove ora è diventata legale come il Canada emergono i problemi. In Italia dal 2016 è in commercio la marijuana light, i cannabis shop si moltiplicano anche le incognite. Dal Canada la copertina, la storia di copertina di Panorama, Cannabis Canada, cronache dal paese che l'ha appena resa legale e si moltiplicano i problemi. Nei mesi scorsi il grande stato del Nord America ha liberalizzato l'uso ricreativo della marijuana. Voglio legalizzarla e tassarla, aveva detto in campagna elettorale il candidato Justin Trudeau, davanti a un traffico valutabile 3 miliardi di dollari all'anno. Diventato primo ministro ha mantenuto la promessa, tutto bene? Tra aumento dei consumatori e ambiguità delle norme, coltivazioni riconvertite all'erba e serre casalinghe, i dubbi crescono. La marijuana libera doveva tagliare fuori il mercato nero, ma non è stato così, scrive Panorama. E poi non chiamate la droga leggera. Nella cannabis che si fuma oggi il principio psicoattivo è più che triplicato e i danni che fa sul cervello adolescente sono comprovati. Quella legale non rassicura tutti. Per curiosità, su Panorama c'è anche una lunga chiacchierata di Luca Telese con Irene Pivetti. Dopo la Lega e la TV mi candido con Berlusconi, ora ho un progetto, costruire l'Eurasia. L'ennesima metamorfosi di Irene Pivetti ora la vede scendere in campo per le europee nelle liste di Forza Italia. Ma tra nuovo corso politico e concreti interessi da imprenditrice in Cina, l'ex passionaria bossiana racconta a Panorama gustosi retroscena del passato e alte ambizioni per il futuro. Irene Pivetti. Poi c'è la nuova Gomorra, la mafia di Foggia che occupa un territorio, come lo Stato cerca di contrastarla, un'inchiesta esclusiva di Simone Di Meo. Oltre 1.000 affiliati, 28 clan censiti in lotta fra loro. La provincia pugliese, che ha un'estensione pari al Friuli Venezia Giulia, è diventata teatro di omicidi, di attentati, di estorsioni e ogni tipo di traffico. Per contrastare l'offensiva di una malavita pervasiva e feroce, inquirenti e magistrati compiono uno sforzo enorme con organici spesso insufficienti. Il problema maggiore
la scarsa collaborazione dei cittadini che sentono le istituzioni troppo distanti. Insomma, la mafia foggiana nell'inchiesta di Panorama. Dal 2016 a oggi 67 tentati omicidi e 58 omicidi. Alla procura di Foggia i magistrati sono 25, ma soltanto 7 si occupano di reati violenti. C'è poi da segnalare ancora su Panorama l'articolo di Laura Della Pasqua sulla strana rete sovranista di Benjamin Harwell, presidente della Fondazione Dignitatis Humanae Institute. Dalla Gran Bretagna all'Italia, questo quarantenne inglese, cattolico conservatore, con relazioni che contano molto vicino a Steve Bannon, ha un progetto ambizioso, un'accademia politica per la futura classe dirigente con sede nella Certosa di Trisulti, vicino a Roma Frosinone. I tempi dipendono dalle prossime elezioni europee. L'avevamo intervistato qui a RPL Benjamin Harwell, ve lo ricorderete forse. Chiudiamo da Panorama con l'antisemitismo che risorge in Francia. Ne parla Alberto Toscano. Nei quartieri popolari di Parigi, Lione e Marsiglia crescono gli atti di violenza contro gli Juden, un'aggressività che viene soprattutto da immigrati islamici di seconda generazione. I musulmani a Parigi sono aumentati, sono molto più visibili, pensano di avere conti da regolare con la Francia. La parola Juden viene scritta da mani ignote sulle vetrine, come se si volesse ricordare un'altra epoca. Con ciò lasciamo anche Panorama. Da Repubblica, poi ci torniamo sopra, oltre a Di Maio che spegne Radio Padania, è un argomento di cui poi parleremo più dettagliatamente alle 9.30, finita la rassegna stampa. Oltre a questo c'è da segnalare un bel pezzo di Federico Rampini sul Venezuela. Droga, petrolio e diritti, il Venezuela è diventato una crisi globale. Le sanzioni americane l'hanno piegato l'economia, Russia e Cina cercano di supplire, in mezzo un popolo ormai ridotto allo stremo. Droga, perché in pratica c'è il narcotraffico gestito direttamente dai militari, dagli uomini in divisa in Venezuela. Mentre prima di guardare le altre pagine degli altri quotidiani vi segnalo anche un articolo di Edoardo Montolli sul settimanale Oggi, uscito ieri, a proposito della strage di Erba. Olindo al contrattacco, smentito il flirt, i coniugi Romano pensano alla revisione del processo. Rosa non ha spasimanti, qualcuno ha paura di lei, dice Olindo Romano. Non ho dubitato di mia moglie, è stata una cattiveria diffusa proprio ora che ci sono novità sull'indagine. Nel carcere di Opera Olindo Romano ha saputo della falsa notizia del nuovo amore di Rosa guardando la trasmissione televisiva Le Iene, quando l'avvocato Diego Soddu, collaboratore del pool difensivo della coppia, è andato a trovarlo, come fa regolarmente da 12 anni, l'ha trovato sereno ma anche arrabbiato. Sul quotidiano di Como, La Provincia, era stato scritto che un detenuto non voleva andare in semilibertà per stare vicino alla sua Rosa. Non era vero, lo hanno smentito il detenuto stesso, il carcere di Bollate, le carte processuali. I giornali però hanno inseguito il gossip uscito il giorno dopo le prime dichiarazioni in TV della moglie, tralasciando le pesanti accuse fatte da Rosa Bazzi. Non ho avuto neanche il minimo dubbio che si trattasse di una falsità, una cattiveria messa in giro da chi ci vuole male, ora che stanno emergendo tante cose sull'indagine, ha detto Olindo al suo legale. Sotto questo punto di vista era sereno, conferma l'avvocato Soddu. D'altra parte continua a vedersi 3 volte al mese con Rosa, con la quale può anche parlare al telefono. In carcere gode della solidarietà di tutti. L'ho trovato infastidito perché invece di occuparsi del caso, i giornali sono corsi a riprendere una notizia priva di fondamento. Ora confida nel fatto che la Cassazione risponda in fretta e accolga il ricorso. Si tratta del ricorso contro il provvedimento della Corte d'Assise di Como che ha ordinato la distruzione dei reperti mai analizzati della strage di Erba rimasti a Como, scampati a un incenerimento precedente illecito perché fatto nonostante 2 espressi divieti dei giudici, poco prima che la Corte di Cassazione autorizzasse l'esame dei reperti. Rosa non si dà pace per l'accaduto. Sono dentro da 12 anni, ha detto, per qualcosa che non ho commesso. Perché bruciano le prove che potrebbero farmi uscire? La difesa della coppia non si rivolge solo alla Corte di Cassazione, che già aveva dato un parere favorevole, ha infatti deciso di opporsi anche a Como, chiedendo un'udienza aperta al pubblico per un provvedimento che ritiene abnorme e affetto da nullità. Come spiega l'avvocato storico di Olindo e Rosa, Fabio Schembri, vogliamo che siano rese pubbliche le nostre ragioni e i provvedimenti della Corte d'Assise, in modo che ognuno possa farsi una propria idea presenziando all'udienza. Quelle analisi devono essere fatte, anche se allo Stato, a Como, non ce le lasciano fare.
Riteniamo poi la confisca dei reperti e la successiva distruzione illegittime fin dall'inizio e non a caso non erano state disposte nei processi sulla strage. Il motivo è semplice, si trattava di beni come mobili, computer, indumenti, cellulari, chiavi che dovevano essere restituiti ai legittimi proprietari o eredi, quale che fosse il valore. Erano estranei al reato, non ci sono ragioni per le quali dovessero essere prima confiscati e poi inceneriti. Gli avvocati di Olindo e Rosa, nell'opposizione alla Corte d'Assise di Como, chiedono nuovamente di disporre accertamenti al server delle intercettazioni sulla coppia e sul testimone Mario Frigerio sulla base delle scoperte fatte proprio dal settimanale Oggi, che documentò la misteriosa scomparsa di dialoghi chiave in momenti topici dell'inchiesta, scrive Edoardo Montolli sul settimanale Oggi. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano Il Giorno. Un film dell'orrore è l'argomento di apertura, da Viterbo a Napoli a Manduria, le violenze riprese coi telefonini, è l'ultimo sfregio alle vittime, ma c'è anche il prete che spillava soldi, così eviti l'inferno, diceva il truffatore a Monza con un'infermiera, se ne occupa Il Giorno in particolare in prima pagina. Vuoi evitare l'inferno? Fuori i soldi. A Monza, infermiera e prete sotto processo per truffa. Grazie alle visioni, tra virgolette, bonifici per 210.000 euro da un anziano industriale, convinto da un'infermiera missionaria che parlava con la Madonna a fare versamenti per 210.000 euro a un sacerdote congolese per costruire un ospedale in Africa. I soldi sarebbero finiti su conti personali. Vittima del presunto raggiro, un industriale monzese, ora 91enne, parte civile al processo fissato per il 7 maggio a Lecco. Imputati di concorso in truffa aggravata: Marisa Serra, 60enne di Monticello Brianza, operatrice sociosanitaria dell'ospedale San Gerardo di Monza, e padre Roland Nene Cheuia, cappellano 44enne del santuario di Lourdes, ora attivo in Francia. 2 insospettabili, scrive il quotidiano nazionale in prima pagina, mentre sempre dalla prima pagina altra vicenda di cronaca: insultò la polizia, maestra licenziata, il giudice conferma, ha violato i suoi doveri, non può più educare i bambini. Il giudice conferma il licenziamento della maestra che in corteo urlò: fascisti, dovete morire. Lavinia Cassaro, 38enne, maestra, il 22 febbraio dello scorso anno, manifestazione antifascista a Torino, fu filmata mentre inveiva contro la polizia. L'ufficio scolastico regionale del Piemonte aveva proposto il licenziamento per grave condotta. La condotta della docente contrasta con i doveri inerenti alla funzione educativa e arreca grave pregiudizio alla scuola, agli alunni, alle famiglie, alla pubblica amministrazione, diceva l'ufficio scolastico. La docente ha fatto ricorso, respinto dal giudice del Tribunale di Torino, che ha condannato anche la maestra al pagamento delle spese. Il giudice ha ritenuto corretta la valutazione del Ministero, giudicando il comportamento dell'insegnante di particolare gravità. Vediamo anche la prima pagina con cui usciva ieri Libero: gli sciuponi del 1° maggio, in fumo 800.000 euro e per il concertone paga la RAI, cioè noi, scrive Renato Farina. I sindacati festeggiano coi nostri soldi e il Comune di Roma, senza quattrini, deve pulire a sue spese. Così l'apertura di Libero. Poi ancora in primo piano Berlusconi, che ormai sta più in ospedale che ad Arcore, Silvio ricoverato ancora una volta, Daverio che si lascia andare, Juncker è un ritardato mentale, ma allora perché si candida con più Europa? E lo sfogo di Ambra Angiolini sulle cantanti, stufa delle femministe, basta polemiche sciocche, non c'è disparità, basta piangere, dice la presentatrice del 1° maggio. L'occupazione aumenta ma solo per gli stranieri, scrive Libero in prima pagina. Italia fuori dalla recessione, in 10 anni 760.000 posti in più per loro, gli stranieri 640.000 in meno per noi, scrive appunto Attilio Barbieri. Il lavoro c'è, anzi aumenta, ma lo trovano soltanto gli stranieri. Negli ultimi 10 anni abbiamo guadagnato 124.000 posti, però gli immigrati hanno sostituito gli italiani, che ne hanno persi 640.000. Intanto il tasso di disoccupazione è sceso al 10,2%. Sono 2 i commenti poi di prima pagina. Pietro Senaldi, direttore responsabile sul destino degli stupratori: se sono di destra vanno sul giornale, se sono immigrati vanno a casa.
La violenza è terribile ma non ha colore politico, tuttavia cavalcano Viterbo per far chiudere Casa Pound e attaccare Salvini. Gli stupratori di destra sui giornali, gli immigrati a casa. L'altro commento è quello di Vittorio Feltri: ci pensi Salvini, le province erano utili, ora non più. Renzi abolì le province, ma appena furono ridotte a contenitori di spese e continuarono a sperperare denaro. Tanto valeva a parità di costi tenerle in vita, servivano ai cittadini per la manutenzione delle strade e non solo. Invece furono formalmente soppresse, pur continuando a mantenere gli organici del personale, a retribuire i dipendenti, un'operazione priva di senso. Renzi propose anche la cancellazione del Senato per introdurre il cosiddetto monocameralismo. Non ebbe il coraggio di andare fino in fondo, si limitò a diminuire i seggi di Palazzo Madama, assegnando i rimanenti a cani e porci. 2 motivi per cui il Matteo toscano, scrive Vittorio Feltri, perse il referendum e fu costretto ad abbandonare Palazzo Chigi, rinunciando a un potere immenso. Quando si sottopone all'elettorato un quesito deve essere chiaro: vuoi questo o quello? La domanda deve essere secca. Viceversa, il Presidente del Consiglio dell'epoca, per quanto sveglio, propose al popolo un piatto indigesto, né carne né pesce, e fu rifiutato. Morto un premier se ne fa un altro, che sarà peggio del giubilato. Così è stato, e ora Renzi è caduto nel dimenticatoio, sostituito nel PD dal povero Zingaretti, un pesce fuor d'acqua, incapace di nuotare anche in un catino. Non importa, piuttosto osserviamo che Salvini suggerisce il ripristino delle province con poteri e competenze di un tempo. Personalmente ho dei dubbi, in anni lontanissimi ho lavorato come applicato all'amministrazione provinciale di Bergamo, che funzionava benissimo. Allora si doveva occupare della gestione del manicomio, pieno di ricoverati, 2000, del brefotrofio che assisteva i bambini esposti all'abbandono e le relative mamme, di vari istituti importanti e della manutenzione delle strade. Tutto ciò è stato cancellato dagli obblighi provinciali, sono cambiati la società e il mondo. Alla provincia, che ha delegato quasi tutto alla regione, oggi rimarrebbe la tutela della viabilità, non poca roba. Rianimarla in parte si può fare, ma a condizione che si accorpino varie regioni. Perché mai Abruzzo e Molise sono separate? La Basilicata è uno sputo di terra e va aggregata, l'Umbria pure, per non parlare della Val d'Aosta e del Friuli. Non siamo contrari alla riforma di Salvini, ma costui non può ignorare l'esigenza di semplificare sulla base della realtà nazionale. Rimettere in piedi le province senza ristrutturare le amministrazioni locali è un esercizio inutile, anzi dannoso, scrive Vittorio Feltri. Vediamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Non solo Siri, rissa totale, il Movimento 5 Stelle è pronto sul conflitto di interessi, la vita del governo, Conte chiede le dimissioni al sottosegretario che rifiuta. E poi governo tecnico, Draghi ha altri piani dopo la Banca Centrale Europea, escluso anche il vertice del Fondo Monetario Internazionale, scrive il Fatto Quotidiano. Il giornale apre la prima pagina di ieri su Berlusconi che non molla verso le europee, ieri il ricovero per un malore, poi il messaggio: sono in forma, sono pronto per la campagna elettorale. C'è l'intervento di Berlusconi, il testo dell'intervento che il presidente Berlusconi avrebbe dovuto pronunciare a Villa Gernetto durante la presentazione dei candidati alle europee prima del malore. A centropagina le faide di Palazzo dopo il caso Siri, Conte ricatta Salvini sulla flat tax, il governo festeggia per una crescita dello 0,2% di PIL. Mentre dal giornale passiamo alla Stampa con l'intervista esclusiva al primo ministro ungherese Orban, di cui abbiamo detto prima, un'intervista di Alberto Simoni da Budapest. Patto con Salvini per una nuova Europa, il Partito Popolare Europeo si allei con le destre. Matteo Salvini è un eroe, dice Orban, lui ha fermato le migrazioni dal mare, io dalla terra. L'intervista è molto lunga, a pagina 2 e a pagina 3 della Stampa. Adesso la vediamo subito. La democrazia illiberale è fondata sul cristianesimo, sono i democratici liberali i nemici della libertà. La Germania deve abbandonare la pretesa che tutto si decida lungo l'asse franco-tedesco. Con Trump c'è sintonia spirituale, condivido il suo mettere al centro gli interessi nazionali. Le elite di Bruxelles vogliono costruire un impero. Il mio non è nazionalismo, io sono un patriota. Denaro, sicurezza, mercato. Oggi ci sono già 3 Europe, ma fingiamo che sia soltanto una, dice Orban, il premier ungherese. Tutti i paesi dovrebbero stare nell'Unione Economica, in futuro anche Regno Unito e Turchia. E su Salvini è l'eroe che ha fermato le migrazioni dal mare. Con lui un patto per una nuova Unione Europea. Il PPE deve collaborare
con le destre. L'intervista da Budapest sulla Stampa di Torino. Viktor Orban, che vuole riscrivere la geografia del potere nell'Unione Europea, arriva puntuale nella sala della biblioteca dell'ex monastero dei Carmelitani. Il suo ufficio di primo ministro dell'Ungheria è 2 porte più a destra. Maschera bene il jet lag, è tornato da poche ore dalla Cina, dove con altri 36 leader mondiali ha stretto mani e accordi sulla nuova via della seta. Non si può fare gli schizzinosi con i quattrini, anche se sono yuan anziché dollari o euro, che i partner si chiamino Ungheria o Italia, e bene, dice Orban, ha fatto Conte a stringere accordi con Xi Jinping. Da Buda, la collina a ovest del Danubio, troneggia sulla capitale, e quando spiega che tutta Budapest è stata bombardata ma l'abbiamo ricostruita, sprizza orgoglio identitario, patriottico, dirà nell'intervista in esclusiva alla Stampa di Torino. Il colloquio sembra non iniziare mai, perché l'uomo che una parte d'Europa ha insignito della carica di gran maestro del sovranismo e l'altra insegue a colpi di sanzione, votate ma non entrate in vigore, per lo Stato di diritto precario, sempre a detta dei detrattori, ama parlare di calcio, della sua scuola dedicata a Ferenc Puskás, divinità globale del pallone che fu, di Roger Scruton, di Guglielmo Ferrero, dei libri sul potere e le nazioni e sull'impero romano che ha sul comodino e nella sua libreria particolare, così come il saggio sulla virtù del nazionalismo del filosofo israeliano Yoram Hazony. Parla senza inflessioni, gli occhi fissi sull'interlocutore, prende appunti su un taccuino col timbro governativo, scherza con i suoi consiglieri e giù un sorso di tè, prima di ricordare il suo primo incontro in Italia con Berlusconi, aspirante politico, mentre lui, Orban, in quel 1993, quando incontrò Berlusconi, era solo un deputato di belle speranze di pochi anni. Andò a Milanello, il regalo di Berlusconi fu la cena al tavolo con Fabio Capello e la stretta di mano con Marco Van Basten. Silvio voleva scendere in politica, voleva che io spiegassi com'era organizzato il mio movimento. Mi disse: Victor, fai tu, dice Viktor Orban. È passato da Berlusconi a Salvini, stesso feeling, chiede la Stampa. Il mio migliore amico, risponde il premier ungherese, Viktor Orban, il mio migliore amico è sempre Berlusconi, persona grandiosa, epocale, ma il ruolo di Salvini oggi è più importante. Domani viene in Ungheria, un paese in cui è considerato un amico. Salvini ha un ruolo politico importante, noi abbiamo interesse a consolidare con lui un buon rapporto. La gente qui lo vede come un compagno della stessa sorte, subiamo entrambi attacchi, ma lui è l'eroe che ha fermato per primo le migrazioni dal mare, noi sulla terra. Incontro fra leader di partito o visita ufficiale? Chiede la Stampa. Lo riceverò come ministro del governo italiano e vice premier, risponde Viktor Orban. Ma non parleremo solo di temi bilaterali, ma anche di affari di partito. Poi andremo a Röszke, confine con la Serbia, per fargli vedere come difendiamo noi la frontiera. Salvini vorrebbe che il Partito Popolare Europeo si alleasse con lui dopo il voto europeo. E lei? Chiede Alberto Simoni per la Stampa a Viktor Orban, che risponde: diciamo così, il Partito Popolare Europeo, il PPE, si sta preparando a compiere un suicidio, vuole legarsi alla sinistra e così andare insieme a fondo. La verità è che non abbiamo successo, abbiamo sempre meno primi ministri del Partito Popolare Europeo, avremo anche meno seggi. Il partito di Orban, Fidesz, non è sospeso dal PPE? Non c'è il giudizio di espulsione? È sul PPE che pende il giudizio, risponde Orban, il giudizio degli elettori. Io vorrei che il nostro partito evitasse questa sorte suicida. Pensa di salvarsi dal cappio grazie a Salvini? Non leghiamoci alla sinistra, risponde Orban. Cerchiamo un'altra strada, quella della cooperazione con la destra europea. Non sappiamo quale formazione Salvini costruirà, ma speriamo riesca a crearne una forte. Il PPE deve collaborare con questa destra europea. Non è un segreto che io sostengo questa linea. La forma di questa partnership la vedremo più avanti, ma vorrei che il vostro vice premier cooperasse con il Partito Popolare Europeo. Un ruolo chiave però lo deve svolgere Forza Italia, dice ancora Orban in questa intervista alla Stampa di Torino. Il gruppo di Berlusconi fa parte del PPE, quindi questi sono affari italiani. Campagna elettorale sul tema migranti, non solo la campagna ma anche il lavoro dei prossimi 10 anni, annuncia Orban. In molti paesi europei, fra cui l'Italia, i sondaggi dicono che le preoccupazioni degli elettori sono più per la disoccupazione e l'aumento delle diseguaglianze che non per le migrazioni. Come si concilia la sua visione con quelle di altri suoi alleati stranieri? La migrazione, risponde Orban, è la questione più grande che ci pone di fronte la storia. Io la chiamo migrazione dei popoli, una grande migrazione di massa. Alla base di questa c'è una ragione demografica. Gli europei sono sempre meno
In Sahel, nel mondo arabo e nell'Africa nera ci sono sempre più persone che si muovono, vagano, girovagano per approdare qui. Quando ci sono attentati terroristici o fatti criminali particolari, la testa della gente si risveglia e capisce quanto il tema migrazione è vitale. Ma quando casi così vistosi sono assenti, e grazie a Dio attualmente non ce ne sono, questo timore nelle persone diminuisce. Ma non significa che la questione sia sparita. Compito del leader è quello di tenere a mente il problema e agire preventivamente per tenere lontani i guai prima che una nuova ondata, perché arriverà, giunga. Fu così nel 2015, sarà così anche in futuro. I grandi esodi devono essere previsti e se non si riesce a prevenirli vanno fermati. Perciò penso che Salvini sia oggi la persona più importante d'Europa. L'Italia vorrebbe rivedere l'accordo di Dublino, chiede la redistribuzione. Lei dice no alle quote. Posizioni inconciliabili? Gli italiani, risponde Orban, vorrebbero sbarazzarsi degli immigrati, dividerli fra gli altri paesi e per questa mossa a Bruxelles è stata inventata un'ideologia, si chiama solidarietà. La nostra posizione è diversa, ci siamo difesi, abbiamo impedito che arrivassero qui, non vorremmo nemmeno che i migranti arrivassero da voi. L'accordo di Dublino, storia dell'asilo nel primo paese di approdo, è morto, dice Orban, è una norma giuridica che nessuno rispetta, non esiste. Si deve creare un corpo sul modello dell'Ecofin. I ministri dell'interno dei paesi di Schengen devono lavorare insieme per trovare soluzioni intergovernative. Bruxelles, la Commissione, il Parlamento europeo devono togliersi di mezzo, insomma, soluzioni intergovernative. Un'idea d'Europa molto chiara. Come immagina l'Unione Europea fra 20 anni? Chiede la stampa. L'Europa aveva una dinamica interna costruita su 4 protagonisti: Germania, Regno Unito, Mediterraneo, compresa la Francia, e Mitteleuropa. Il rapporto fra questi 4 attori formava un equilibrio che si è dissolto. Bisogna crearne uno nuovo. Perché si è dissolto? Il Regno Unito ha scelto di andarsene. La Germania ha raccolto troppi vantaggi dall'Eurozona senza condividerli coi partner. E infine i paesi dell'Europa centrale hanno avuto uno sviluppo più rapido del previsto, tanto che grosso modo entro il 2030 diventeranno contributori netti dell'Unione Europea. Oggi l'interscambio Visegrad-Germania è più del doppio di quello fra Berlino e Roma. Questi equilibri necessitano di nuovi rapporti interni, la Mitteleuropa deve contare di più e la Germania deve invece abbandonare la pretesa che tutto si decida lungo l'asse franco-tedesco. Parlo di 3 Europe, di 3 dimensioni diverse. Oggi abbiamo 3 Europe, ma facciamo finta che ve ne sia una sola. La prima Europa è quella del denaro, l'Eurozona, quindi c'è quella della sicurezza, i paesi dell'area Schengen, e infine quella del mercato comune. Sono diverse fra di loro. Accetto che vi siano differenze, che ognuno decida di quale gruppo o gruppi vuol far parte. Coloro che stanno nell'Eurozona vanno nella direzione dell'unione politica. È una decisione loro, io non ci sto. L'importante è che tutti stiano nel mercato comune, così riusciremo poi nel secondo tempo a presentare un'offerta attraente al Regno Unito e perfino alla Turchia. Quanto al ritorno dei nazionalismi, nella terminologia europea, dice ancora Viktor Orban in questa lunga intervista alla stampa, il nazionalismo oggi è visto con accezione negativa. Per me non è così. La stragrande maggioranza degli intellettuali europei ritiene che guerre, dittature e sofferenze sono state provocate dai nazionalismi. Non sono d'accordo. Queste tragedie sono state innescate dai tentativi fatti per la costruzione di vari imperi europei. In Bruxelles attualmente intravedo questo pericolo. Le élite bruxellesi dicono che noi stiamo alimentando il nazionalismo. Noi pensiamo che siano le élite di Bruxelles a voler rianimare un pericolo maggiore, volendo costruire un impero. Vogliamo uscire dalla battaglia terminologica sul nazionalismo? E allora scriva che io sono un patriota. Domanda ancora la stampa. L'opposizione al multiculturalismo che lei manifesta non le sembra una posizione antistorica nel mondo della globalizzazione? Risponde Viktor Orban. Europa occidentale e centrale su questo sono molto diverse. I grandi spiriti che determinano il pensiero degli occidentali festeggiano ogni qualvolta vedono l'Europa volgersi in una direzione post-cristiana e post-nazionale. Lo chiamano progresso. Questo modo di pensare mi è estraneo. Io non provo gioia, la considero una resa della nostra identità. Non metto in dubbio il diritto di qualcuno a bearsi del suo multiculturalismo, ma vorrei che loro prendessero atto che l'Ungheria non li seguirà. Anzi, la nostra Costituzione dice il contrario, sostiene che il cristianesimo è una spinta che mantiene forte la nazione. Cos'è la democrazia illiberale? Domanda ancora la stampa.
è la democrazia fondata sul cristianesimo, chiamata illiberale. Non significa necessariamente che sia antiliberale. Una distinzione importante. Oggi sono i democratici liberali i veri nemici della libertà. Essendo io un sostenitore della libertà, devo essere illiberale. Sposterà l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme come Trump? Abbiamo aperto un ufficio, risponde Orban, con funzioni diplomatiche per le relazioni commerciali con l'estero a Gerusalemme, ma per ora l'ambasciata resta a Tel Aviv. Intanto l'Ungheria fa affari con la Cina, stringe accordi energetici con la Russia di Putin e dialoga con tutti, anche con i nemici di Trump. Cosa dirà Trump quando lo vedrà? Nell'elenco possiamo mettere anche la Turchia. Raddoppieremo l'interscambio, dice Orban, e con Trump c'è una sintonia spirituale. Il suo America First, il mettere al centro apertamente gli interessi nazionali, è qualcosa che condivido appieno. Molti lo fanno, sostengono i propri interessi, ma non lo dicono. Come sollecita anche Trump, dobbiamo effettivamente aumentare le spese militari, ma i nostri rapporti economici sono buoni come non mai. E poi, conclude Orban, abbiamo bisogno del mercato americano. L'economia ungherese si basa per l'80% del PIL sull'export. Il nostro mercato domestico è piccolo. Sviluppare politiche commerciali è fondamentale se vogliamo garantire uno standard di vita elevato agli ungheresi. Il trade è fondamentale. In tutto questo la chiave è l'Unione Europea, il mercato unico, quel terzo pilastro di cui ho parlato prima. La strada della Brexit non è percorribile per l'Ungheria, ma l'integrazione politica, il delirio degli Stati Uniti d'Europa, è un'altra vicenda. Così sulla stampa l'intervista al primo ministro ungherese Viktor Orban. Dal Sole 24 Ore invece il dato del prodotto interno lordo più 0,2% in 3 mesi, metà dell'Eurozona, e crescono gli occupati. La recessione tecnica è archiviata. L'economia è cresciuta nel primo trimestre dello 0,2% rispetto al precedente, un dato sottolineato dal governo. Per il ministro Tria ora la stima può essere superata. Di Maio parla di direzione giusta, avanti come un treno, e Salvini bene adesso la flat tax. Più prudente l'Istat. Nell'ultimo anno sostanziale ristagno del PIL. Il livello nel primo trimestre è invariato rispetto a inizio 2018. Confindustria rileva che nell'Eurozona l'economia cresce più del costo del debito. In Italia è l'opposto. Notizie positive anche dal mondo del lavoro. Marzo registra un incremento di 60.000 occupati su febbraio. Tasso di disoccupazione giù al 10,2%, cala anche la disoccupazione giovanile al 30,2%, il minimo da ottobre 2011. Così il Sole 24 Ore, che poi si occupa anche di un'altra questione, la super anagrafe fiscale, il fisco nei conti correnti personali. Parte la super anagrafe, entrate e guardia di finanza useranno le informazioni sui risparmi. La super anagrafe dei conti correnti e dei rapporti finanziari, annunciata già dal decreto Salva Italia del governo Monti come arma finale contro l'evasione, può partire anche nei confronti delle persone fisiche dopo le prime sperimentazioni nei confronti delle SRL. Pagina 2 c'è il dettaglio sulla questione del fisco e la lotta all'evasione, controlli selettivi sui conti delle persone fisiche. Parte la super anagrafe. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno incrociare le informazioni sui risparmi per scovare chi nasconde ricchezze al fisco. Quasi 8 anni di gestazione. La super anagrafe dei conti correnti e di tutti i rapporti finanziari, annunciata dal decreto Salva Italia del governo Monti come arma contro l'evasione, può partire anche nei confronti delle persone fisiche, in altri termini anche i contribuenti che non hanno partita IVA. Col via libera del garante privacy all'utilizzo dello strumento in chiave selettiva, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno sfruttare le informazioni sui risparmi degli italiani per cercare di capire chi nasconde più ricchezza di quanta ne dichiari, ma non sarà, e su questo punto si è giocata molta parte dell'interlocuzione col garante, una pesca a strascico. La norma originaria era già chiara. L'enorme mole informativa di dati di sintesi, non ci sono i singoli movimenti in entrata e uscita sui conti correnti, ma i saldi a inizio e fine anno, la somma degli addebiti e degli accrediti e la giacenza media, serve a creare liste selettive di contribuenti che poi saranno condivise con gli uffici locali del fisco per procedere a controlli. Il concetto chiave intorno a cui ruota la selezione, così come era stato definito nella bozza di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il concetto chiave intorno a cui ruota tutto, la coerenza delle disponibilità
dei contribuenti persone fisiche con le fonti di entrata e di uscita riconducibili quantificate in base agli elementi in possesso all'amministrazione finanziaria. La mancata coerenza può rivelarsi un segnale da approfondire in sede locale. Così parte la super anagrafe dei conti correnti e dei rapporti finanziari degli italiani, tutti persone fisiche comprese, mentre il decreto crescita arriva al traguardo, scrive ancora il Sole 24 Ore, credito alle piccole e medie imprese per le fiere all'estero, ridotto il bonus per i diciottenni. Il decreto crescita è in vigore da oggi, cioè da ieri. Novità dell'ultima ora, un credito di imposta per le piccole e medie imprese che partecipano a fiere all'estero. Tra le coperture, taglio di 100 milioni del bonus cultura per i diciottenni. Lasciamo il Sole 24 Ore, andiamo a Italia Oggi. Italia Oggi si occupa della rottamazione fiscale, una rottamazione ter più ampia. Italia Oggi continua le anticipazioni esclusive sulla riapertura dei termini delle sanatorie, nella nuova edizione ricompresi gli atti notificati fino a dicembre 2018. Rottamazione cartelle per gli atti notificati entro il 31 dicembre del 2018 e stralcio con la possibilità di inviare le istanze fino al 31 maggio. Sono le novità che trascina con sé la riapertura dei termini dell'adesione agevolata. È arrivato l'annuncio del viceministro Massimo Garavaglia, del sottosegretario Massimo Bitonci. La riapertura sarà in emendamento al decreto crescita, ieri in Gazzetta Ufficiale. Mentre ci fermiamo un attimo e poi andiamo anche alla prima pagina del Foglio, dove ci sono alcune cose interessanti. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa! D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Liscio non ti lascio, tutte le domeniche su RPL, dalle ore 13 alle 13:30, a cura di Sammy Varin, a conduzione di Dino Angelini. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormir bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad oghe in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A
tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Soleggiato questa mattina, poi nuvoloso. Piogge temporali nel pomeriggio e in serata con fenomeni localmente di forte intensità tra Verbano e Valtellina. Asciutto su Pavese e Mantovano. Domani molto nuvoloso o coperto, rovesce temporali al mattino sulla pianura, poi su tutta la regione. Neve sulle Alpi fino a 1800 metri. Sabato residue piogge a est al mattino, poi ampie schiarite. Sempre nuvoloso lungo le Alpi con neve portata dal vento. Vento forte da nord in serata con favogno. Tendenza domenica soleggiata e asciutto. Vento da nord tutto il giorno, ma particolarmente forte nella notte e al mattino. Temperature in sensibile diminuzione. Lunedì soleggiato e asciutto con graduale attenuazione del vento. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale o moralistica, un fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. Torniamo allora ai quotidiani che sono usciti ieri. In prima pagina sul Foglio di ieri c'era una lunga chiacchierata del direttore Cerasa con Mario Monti, altro che crescita, l'Italia sta uscendo silenziosamente dall'Unione Europea e dall'euro. Il prodotto interno lordo, il PIL lumaca, il governo ha dato un buon contributo alla crisi italiana, dice Mario Monti. La prossima legge di stabilità, la patrimoniale, è possibile. L'Italexit, il rischio è latente. La chiacchierata con l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, mentre di fianco c'è una chiacchierata più stimolante, quella col presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, il professor Blangiardo. La vera emergenza è demografica. L'Italia spende troppo in pensioni e poco per le famiglie. È una lunga intervista, la prima da presidente dell'Istat, nella quale il professor Giancarlo Blangiardo parla della situazione italiana senza risparmiare qualche critica all'azione di governo su quota 100. La nostra spesa, dice Blangiardo, è molto sbilanciata sulle pensioni, spendiamo poco per le famiglie. Il reddito di cittadinanza non copre tutta la povertà assoluta, non tiene in particolare considerazione le famiglie numerose, dice Blangiardo, che parte dagli ultimi dati Istat su PIL e occupazione. Nel primo trimestre si torna a crescere dello 0,2% dopo 2 trimestri negativi. L'occupazione è salita a marzo dello 0,3%. Piccoli segnali di ripresa in una economia sempre in stagnazione.
Come possono esserci crescita e nuovi posti di lavoro se non aumenta la produttività? Cosa non va? Il quadro complessivo, risponde Blangiardo, è quello di un'economia vitale, seppure esposta alle perturbazioni del ciclo internazionale, con un gap di crescita rispetto alla media dell'area euro che sembra permanere sia nelle fasi di flessione sia in quella di recupero dei livelli di attività produttiva. Anche le recenti vicende congiunturali confermano un'elevata capacità del settore industriale di intercettare le opportunità globali. Al tempo stesso affiorano dinamiche di crescita lente in quei settori dei servizi più dipendenti dalla domanda interna. Molti dei nostri limiti sembrano riconducibili, dice il professor Blangiardo, molti dei nostri limiti sembrano riconducibili a una struttura dimensionale delle imprese ancora eccessivamente bassa e frammentata, con conseguenze negative sull'efficienza del sistema produttivo e sulla crescita della produttività, con problemi di sottoutilizzo del capitale umano. Sono ostacoli che vanno superati disponendo di informazioni adeguate sui comportamenti delle imprese. Molte risposte arriveranno dal censimento delle imprese che partirà il prossimo 20 maggio. I risultati saranno disponibili il prossimo anno. Dall'ultimo rapporto Istat sulla popolazione si ricava che la popolazione italiana diminuirà di 1,6 milioni di persone entro il 2045, di 6 milioni e mezzo entro il 2065. Qual è il futuro demografico dell'Italia? Bisogna distinguere, dice il professor Blangiardo, ciò che è già avvenuto e ciò che può succedere. Se andiamo a vedere l'andamento della popolazione residente in Italia negli ultimi anni, scopriamo che nell'arco di un quadriennio sono spariti 400.000 residenti. Siamo di fronte a una popolazione già ridimensionata, nonostante la forza dell'immigrazione. È una diminuzione di popolazione che si ritrova solo nel 1918, ai tempi della Prima Guerra Mondiale e della epidemia di spagnola. In un momento molto drammatico, un secolo dopo, in un mondo più florido, stiamo assistendo a una perdita di popolazione simile a quella della Prima Guerra Mondiale. E se ci spingiamo a formulare proiezioni sugli scenari futuri, è evidente che con questi andamenti e con i fattori che li determinano non potremo che avere, a meno di apporti migratori straordinari e difficili da gestire, una popolazione che andrà a diminuire. Cosa implica? Meno popolazione significa minor consumo, minore forza produttiva e potenzialità. Il numero non dice tutto, parliamo di qualche milione di persone in meno in un contesto in cui i cambiamenti rispetto alla struttura per età saranno enormi e potranno diventare molto problematici, dice ancora il professor Blangiardo in questa lunga chiacchierata con il Foglio. I veri tabù dell'Italia: troppa spesa per pensioni, poca per le famiglie. Il saldo naturale negativo di 200.000 unità fra 30 anni raddoppierà, 400.000 nati, 800.000 morti, sarà un problema nel 2050. Gli immigrati irregolari non sono 90.000 in tutto, ma 90.000 in più. Al 1 gennaio del 2018 erano 533.000. È inevitabile che ora siano aumentati. Insomma, siamo un paese già vecchio che sempre più invecchia. Siamo di fronte a una situazione in cui ogni anno, dai primi anni 90, i morti superano i nati. Anche quando si cresceva, ciò era dovuto solo all'immigrazione. Con il calo della natalità, l'allungamento della sopravvivenza, è in atto da tempo un progressivo invecchiamento della popolazione. Sempre più anziani, più bisogno di welfare, sanità e pensioni. Qualche dato: oggi ci sono 700.000 persone con almeno 90 anni. Tra 40 anni ce ne saranno 2 milioni e mezzo. Ci sono 16.000 ultracentenari. Tra 40 anni saranno 120.000. L'Istat cercherà di capire se e quanto le abitazioni hanno un accesso all'esterno, uno scivolo per la carrozzina, e chi ci abita col prossimo censimento. A quel punto potremo sapere quante sono le persone anziane confinate in casa, così da tenere sotto controllo un fenomeno che già oggi è presente e che in prospettiva sarà sempre più rilevante. La statistica e la demografia possono aiutare a migliorare la qualità della vita. Quanto all'immigrazione, secondo le proiezioni Istat sono previsti 300.000 immigrati all'anno nei prossimi 50 anni, ciò nonostante la popolazione diminuirà. L'immigrazione dunque non è sufficiente, ma bloccare l'immigrazione è dannoso? Chiede Luciano Cappone su Il Foglio al professor Giancarlo Blangiardo, professore di demografia all'Università degli Studi di Milano Bicocca, presidente dell'Istat dal 4 febbraio scorso. Dunque bloccare l'immigrazione è dannoso? Ho l'impressione che i 300.000 all'anno siano esagerati, risponde Blangiardo. I dati di scenario del bilancio demografico prevedono un saldo migratorio positivo di circa 170.000 unità all'anno, ma proprio perché ai 300.000 immigrati vengono sottratti i 130.000
che emigrano. Il riferimento dei 300.000 era la migrazione in ingresso. Oltre alla bassa natalità c'è un problema anche di italiani che vanno via. Certo, bisogna considerare i flussi in entrata e in uscita. Per quanto riguarda l'emigrazione, ricordiamoci che esiste anche una componente importante fornita da stranieri diventati italiani. Nel 2017 32.000 ex stranieri sono emigrati dopo aver acquisito la cittadinanza italiana. Si tratta talvolta di soggetti che arrivano in Italia per vari motivi. Alcuni hanno i nonni italiani, possono diventare facilmente cittadini, ma il loro progetto era già di andare altrove. Quanto agli altri, sicuramente l'emigrazione italiana è un fenomeno aumentato negli ultimi tempi. Dal 2011 in poi c'è un crescente esodo di italiani, spesso giovani con buon livello di istruzione. Ma tornando al ruolo dell'immigrazione rispetto alla demografia, l'immigrazione ha svolto un ruolo fondamentale nel compensare il saldo naturale negativo, cioè l'eccesso dei morti sui nati. L'immigrazione negli ultimi tempi, quella classica per lavoro, si è molto attenuata perché dopo la crisi abbiamo perso l'attrattività in settori come le costruzioni, dove c'era molta richiesta di manodopera straniera. L'immigrazione che c'è stata negli ultimi anni, spiega Blangiardo, è in parte legata a ricongiungimenti familiari, in parte derivante dagli sbarchi. Tra chi è giunto sulle nostre coste ci sono molte persone regolarmente accolte, iscritte nelle anagrafi come residenti. C'è stato un cambiamento anche qualitativo, da un'immigrazione attratta da fattori lavorativi a un'immigrazione spinta da condizioni di disperazione. È chiaro però che questo non è un fenomeno che può continuare in maniera indeterminata, infatti ha già avuto un ridimensionamento. Contare eccessivamente sull'immigrazione non credo sia possibile, né lo è immaginare che questo possa continuare a compensare il saldo naturale negativo oggi di quasi 200.000 unità. Fra 3-4 decenni potremo toccare le 400.000. Quando avremo 400.000 nati e 800.000 morti, ci sarà un problema. Il messaggio che i dati statistici forniscono a chi governa è che questo andamento metterà a rischio importanti equilibri del sistema paese. Se ci piace andiamo avanti così, altrimenti cerchiamo di cambiare le cose, dice il professor Blangiardo. Se si vuole agire sul tasso di natalità rinunciando all'immigrazione, l'effetto si vedrà solo nel medio periodo, in un paio di decenni o no. Ci sono due momenti diversi da affrontare, dice Blangiardo. Siamo in presenza di una debacle. Dal 2013 facciamo il record della più bassa natalità di sempre, ogni anno sempre più basso. Un primo obiettivo è fermare la febbre, bloccare la discesa. Dopodiché si può pensare a invertire la tendenza sulla fecondità, che dipende dai modelli riproduttivi, dalle scelte delle coppie e delle famiglie. Anche in altri paesi europei il tasso di natalità è sceso, ma a un certo punto c'è stata un'inversione, magari non esagerata. Penso a Germania, Danimarca, Austria, Repubblica Ceca. È la dimostrazione che qualcosa si può fare. Qualcuno lo ha fatto. Non illudiamoci di diventare la Francia, che arriva a poco meno di 2 figli per donna, ma possiamo recuperare qualcosa. Ci sono leve su cui intervenire di natura economica, perché i figli costano, ma anche di natura normativa, perché i figli costano in termini di tempo, sono un problema per la donna che lavora. I dati Istat sulla copertura sul territorio rispetto alla domanda di asili nido mostrano che in certe aree del paese, specie al sud, la situazione è drammatica. In altre lo è meno, ma il problema sussiste. Se una donna deve spendere 900 euro al mese per un asilo privato e ne guadagna 800, o rinuncia al figlio o rinuncia al lavoro. Poi c'è da dire che non esiste un clima culturale favorevole ai figli. Chi fa 3 figli non ha alcun riconoscimento sociale. Nessuno si ricorda che quei bambini pagheranno le future pensioni. Recuperare questo tipo di valore è piccola cosa, ma può aiutare. Intanto la popolazione invecchia e si è deciso di spendere sulle pensioni, spesa sociale. I dati OCSE sulla parte del PIL che finisce alle famiglie dicono che non siamo ben messi, siamo verso la coda. Spendiamo 490 euro pro capite per la famiglia, la media europea è 690, in Germania 1233 euro, in Francia 815. La Germania è un altro paese che avrà problemi di invecchiamento, ma ha già lanciato un segnale positivo. Noi siamo molto sbilanciati sulle pensioni e bloccati dal debito pubblico, con un deficit che non può andare oltre certi limiti. Quanto agli immigrati irregolari, il ministro Salvini dice che non sono più 500-600.000 ma solo 90.000. Quella stima di 530.000 era stata fatta proprio da Blangiardo in uno studio della fondazione ISMU. Chi si sbaglia? Facciamo chiarezza, risponde Blangiardo. Io dagli anni 90 ho ricostruito la stima dell'irregolarità, dalla legge Martelli del 90 fino al 2018. Il grafico che la descrive nel tempo è un biscione che va su e giù ogni volta che c'è stata una sanatoria. Negli ultimi anni questa curva aveva raggiunto un minimo di 250.000 unità. Dal 2014 ha ricominciato a salire. Perché? Perché ci sono stati
non ci sono state sanatorie e c'è stato l'effetto degli sbarchi. Gran parte degli immigrati inizialmente è andata verso altri paesi, poi hanno cominciato a chiudere gli altri paesi e controllare le frontiere. Molte persone si sono trovate imprigionate in Italia da irregolari. Così la stima iniziale, essendoci pochi rimpatri e in presenza di un'alta quota di richieste d'asilo respinte, è andata gonfiandosi ed è arrivata a 533.000 nel 2018. Questo è lo stock. Per quanto riguarda Salvini, i 90.000, si tratta di un altro conteggio. Al Ministero qualcuno si è messo a contare quanti sono arrivati, quanti sono spariti perché andati in altri paesi, quanti sistemati in un centro di accoglienza e quanti rimpatriati. Alla fine si arriva ai famosi 90.000 irregolari in più. Sottolineo in più. I 90.000 sono un dato di flusso, mentre i 533.000 sono lo stock. Sono due cose diverse che voi giornalisti avete messo insieme. Le dichiarazioni forse erano poco chiare, ma i numeri lo sono. Al 1 gennaio 2018 gli irregolari erano 533.000. Oggi siamo a maggio 2019, immagino che siano aumentati. Senza sanatorie, senza rimpatri o nuove regolarizzazioni, è inevitabile che aumentino, quantomeno per via delle domande d'asilo non accolte. Così Blangiardo, che poi si occupa da ultimo del reddito di cittadinanza. Dal numero di richieste non si raggiungeranno i 5 famosi milioni di poveri. L'Istat ne conta troppi o il reddito di cittadinanza non raggiunge tutti i poveri? Bisogna distinguere, risponde Blangiardo. L'Istat misura la povertà. Quante sono le persone che vivono sotto un certo livello? Sono i famosi 5 milioni di persone, 1.800.000 famiglie. Basta fare una divisione, si noterà che la dimensione media delle famiglie povere è di 2,8 persone, mentre per le famiglie in generale la dimensione media è 2,3. Vuol dire che le famiglie povere hanno in media mezza persona in più, cioè che le famiglie con figli sono più povere. Il reddito di cittadinanza è invece il risultato di una legge che lo assegna sulla base di alcuni requisiti. In questo caso la dimensione media delle famiglie beneficiarie, secondo l'Istat, è di 2 unità, una dimensione diversa da quella delle famiglie in povertà assoluta. Non sono i poveri assoluti misurati dall'Istat, sono un'altra cosa. Esiste solo in parte una sovrapposizione. Dunque, il reddito di cittadinanza non incide sulle famiglie più numerose, se questi sono i numeri, perché può essere che la norma non le tenga in particolare considerazione. L'Istat, quando stima la povertà assoluta, usa soglie differenziate che tengono conto della variazione del costo della vita secondo la collocazione geografica e la dimensione dei comuni. Il reddito di cittadinanza non fa distinzione, anche questo può contribuire alla differenza. Per quanto riguarda poi ancora il reddito di cittadinanza, l'INPS, secondo l'INPS, avrà un forte impatto sulla forza lavoro e sull'output gap, cosa che darebbe al governo più spazio fiscale e possibilità di spendere in deficit. Secondo il Ministero dell'Economia non ci sarà alcun effetto del genere. Visto che le rilevazioni sulla forza lavoro le fa l'Istat, quale sarà l'effetto? L'ultima osservazione di Blangiardo. Nel corso di una recente audizione in Parlamento abbiamo stimato che i beneficiari con obbligo di sottoscrizione del patto per il lavoro, prima inattivi, sarebbero circa 400.000, a fronte di un numero totale di 2.706.000 beneficiari. Questa sarebbe l'offerta aggiuntiva generata dal provvedimento. Per quanto riguarda la stima dell'output gap, non abbiamo prodotto né pubblicato simulazioni. Così il presidente dell'Istat Blangiardo, ma in prima pagina sul Foglio c'è anche un'altra chiacchierata interessante. L'Europa à la carte dei sovranisti, Bardella, la francese Bardella, enfant prodige del lepenismo, spiega l'alleanza con Salvini. Il nostro obiettivo è quello di federare tutti i sovranisti e per farlo puntiamo su Matteo Salvini, dice Jordan Bardella, 23enne che Marine Le Pen ha scelto per guidare la lista del Rassemblement National alle elezioni europee. Libération lo ha definito la vernice modernista di un partito in via di rifondazione. Per Bardella, insomma, il frontman del partito di Marine Le Pen alle elezioni europee, l'Italia di Salvini è un faro per le altre formazioni del sovranismo e non solo per il partito di Le Pen, dice Bardella, il quale conta su un risultato che comprometta gli equilibri esistenti all'Europarlamento. La retorica dell'alleanza è sempre la stessa. Salvini, dice Bardella, è la prova che la corrente di idee che incarniamo può arrivare al potere. Al di là dei suoi ottimi risultati in materia di immigrazione clandestina, l'aspetto positivo dell'operato di Salvini è aver ridato speranza alle persone. È stato eletto col 17% dei suffragi, ora è accreditato al 37%. Quando si è capaci di mettere in pratica le idee sovraniste, come fa Salvini, le persone si mobilitano dalla nostra parte, dice Jordan Bardella.
il 23enne appunto che guida la lista del Rassemblement National di Marine Le Pen alle prossime europee, in questa chiacchierata con Il Foglio uscito ieri. I sondaggi evito di guardarli, dice Bardella, ma la realtà è che anche nelle rilevazioni più ottimistiche il fronte sovranista non andrebbe oltre il terzo posto, dice ancora Il Foglio. Secondo le proiezioni, i conservatori e i socialisti europei non avrebbero la maggioranza, dovrebbero allearsi con altre formazioni. Si guarda all'ALDE, Partito dei Liberali, ai quali si potrebbero aggiungere i voti del partito di Macron, che in Francia si traduce in una riedizione del duello tra l'europeismo di En Marche e l'anti-europeismo dei lepenisti. Bardella sottolinea il successo ottenuto alle scorse europee. Abbiamo avviato la nostra strategia nel 2014, quando siamo arrivati primi tra i partiti francesi. A Strasburgo abbiamo allacciato i contatti con la Lega di Salvini, col Partito della Libertà austriaco, l'FPE, con i belgi di Vlaams Belang. Ora vogliamo allargare questa alleanza in una logica di apertura. Ci sono partiti che entreranno sulla scena europea, come lo spagnolo Vox, anche se non sappiamo se ci siederemo nello stesso gruppo. Sono temi che affronteremo il giorno dopo lo scrutinio, il 27 maggio. L'obiettivo è quello di avere una maggioranza sovranista all'Europarlamento. Se non sarà possibile, avere una minoranza di blocco per influenzare le scelte, a partire dal rifiuto dei trattati di libero scambio che mettono in concorrenza i nostri agricoltori con quelli del Mercosur. All'ouverture, termine che ritorna spesso durante questa chiacchierata, non sembrano però favorevoli all'apertura né il PiS del polacco Kaczynski, che non sopporta le simpatie putiniane di Salvini e Le Pen, né tantomeno il PPE, la famiglia conservatrice con cui Salvini flirta, contando sulle fratture interne già emerse con l'ungherese Orban. Salvini, dice Bardella, può essere la passerella tra il nostro gruppo, l'Europa delle Nazioni e delle Libertà, e il Partito Popolare Europeo. Per fare cosa? L'Europa che il Rassemblement National vuole costruire è à la carte, un'Europa, spiega Bardella, dove ogni nazione sia sovrana in materia budgetaria e migratoria e possa adottare una politica di patriottismo economico, proteggendo i suoi prodotti e cooperando con i partner che preferisce. I popoli stanno voltando le spalle all'Europa di Macron, quella del libero scambismo dissennato. Bardella, figlio delle banlieue difficili del Seine-Saint-Denis, dipartimento dove lo storico Bensoussan scrisse nel 2002 l'inchiesta Shock I territori perduti della République, Bardella preferisce parlare di partiti del buon senso invece che partiti sovranisti, un lessico molto salviniano. Non vogliamo innalzare dei muri, dice Bardella, ma mettere delle porte per essere liberi di decidere chi far entrare e chi no, in funzione delle nostre esigenze. Bardella sottolinea che il modello da seguire è quello di Salvini, che, spiega Bardella, ha ridotto drasticamente gli sbarchi, salvato molte vite con le sue politiche di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Al posto della sommersione ha scelto la dissuasione e ha ottenuto risultati. L'immigrazione, o addirittura la minaccia della sostituzione del popolo europeo, come ha detto negli scorsi giorni il vice premier austriaco dell'FPÖ Strache, è il collante del sovranismo. Sulle altre questioni si dovrà discutere. Un'Europa alla carta non prevede troppe alleanze e ognuno fa per sé. Il 13 gennaio a Parigi è stata la prima grande data della campagna europea del Rassemblement National, con la presentazione del programma e l'esordio di Bardella da capolista. Il 1 maggio c'è stato un banchetto patriottico a Metz, come ha detto Marine Le Pen, una data che Bardella ritiene molto importante perché dice è la festa del lavoro ma anche l'occasione per celebrare Giovanna d'Arco e le nostre tradizioni. Tuttavia l'appuntamento centrale, dice sorridendo, sarà il 18 maggio a Milano, quando Salvini accoglierà Bardella a braccia aperte assieme alla Le Pen e agli altri volti noti del Rassemblement National sullo sfondo di Piazza Duomo. La photo opportunity della campagna dei sovranisti, così Jordan Bardella nella sua chiacchierata con Il Foglio. Il Foglio che poi si occupa anche di un'altra questione, tutti i punti deboli dell'inchiesta fumosa su Armando Siri. Il pezzo è di Hermes Antonucci a pagina 3. Sono tante le cose che non tornano nell'indagine nei confronti del sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Armando Siri, accusato di corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta partita a Palermo. Intanto, eccolo qua, Di Maio spegne Radio Padania, non dimenticatevelo, alle 9:30, tra non molto avremo modo di parlare proprio di questo argomento. Stop alle trasmissioni nazionali, Di Maio spegne Radio Padania, titolava Repubblica. Se volete saperne di più, e anzi di giusto, alle 9:30 ne parliamo. Allora, sono tante le cose che non tornano nell'indagine su Armando Siri, accusato di corruzione
dalla Procura di Roma. Secondo gli inquirenti, il senatore sottosegretario leghista avrebbe asservito le sue funzioni e poteri a interessi privati, ricevendo promessa e o dazione di una tangente da 30.000 euro da parte dell'imprenditore Paolo Arata, amministratore di aziende del settore eolico, in cambio dell'inserimento in alcuni provvedimenti legislativi di emendamenti in materia di incentivi per il mini eolico favorevoli all'imprenditore Arata. Nel filone palermitano Arata è indagato per legami col re dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto vicino al boss latitante Messina Denaro. L'accusa contro Siri si fonda su due aspetti: la tangente e gli emendamenti proposti in favore di Arata. Ma l'indagine scricchiola, scrive il Foglio. Della tangente di 30.000 euro, modesta entità, corrisponde a 2 mensilità di stipendio da sottosegretario, non c'è traccia della tangente. L'unico elemento che al momento dimostrerebbe l'esistenza della mazzetta sarebbe l'intercettazione ambientale di una conversazione tra Paolo Arata e il figlio, Francesco. Alcuni quotidiani avevano diffuso i contenuti presunti dell'intercettazione quando ancora non era stata depositata dai PM al Tribunale del Riesame, riportando una frase che sarebbe stata pronunciata da Paolo Arata: «Mi è costato 30.000 euro», poi smentita da fonti interne alla Procura. Quale che sia il contenuto ancora ignoto, scrive il Foglio, è bene ricordare che si è comunque di fronte a una semplice intercettazione, cioè un mezzo di ricerca della prova, non una prova, e nessuno è mai stato condannato in Italia sulla base di una mera intercettazione. Una captazione che per giunta non coinvolgerebbe direttamente il presunto corrotto, Siri, ma il presunto corruttore, Arata, che però nel privato è libero di dire ciò che vuole, anche di millantare. Inoltre, se la frase intercettata fosse quella diffusa «mi è costato 30.000 euro», dovremmo dedurne che Arata si riferisse a una tangente già pagata, e qui il secondo punto dolente dell'indagine. La mazzetta sarebbe stata pagata in cambio di un favore poi mai realizzato. Gli emendamenti proposti da Siri non sono mai stati inseriti nei provvedimenti legislativi approvati. Non solo, è ancora tutto da dimostrare il rapporto tra questi emendamenti e la presunta corruzione. Siri ha spiegato di aver inoltrato più volte a chi di competenza le proposte avanzate da varie categorie produttive in una semplice logica di lobbying. Arata mi ha stressato, mi chiamava continuamente, tutti mi chiamano, poi le cose importanti tu le passi agli uffici, al legislativo, le metti lì, qualcuno ci penserà. Ma io non ho mai telefonato a nessuno per caldeggiare niente, ha detto Siri. Gli emendamenti, tra virgolette, incriminati, formalmente presentati dal capogruppo leghista in Senato Massimiliano Romeo durante la discussione della legge di stabilità e decreto semplificazioni, prevedevano l'estensione della concessione degli incentivi per gli impianti eolici. Misure di per sé difficilmente contestabili, visto che il contratto di governo, siglato tra Lega e 5 Stelle, prevede proprio il rafforzamento della produzione di energia rinnovabile. Gli emendamenti furono poi stralciati, con i grillini che accusarono i leghisti di realizzare una sanatoria. Eppure, mentre quei provvedimenti venivano cassati, il Movimento 5 Stelle presentava in Parlamento emendamenti ancor più generosi per le imprese del settore delle rinnovabili, poi a loro volta stralciati. Così il Foglio su tutti i punti deboli dell'inchiesta fumosa su Armando Siri. Mentre diamo uno sguardo anche ad Avvenire, un raggio di sole sullo stagno Italia è il titolo di apertura di Avvenire, l'occupazione in lieve crescita, il PIL a più 0,2, ma l'economia rimane fragile. Questo era il tema. L'editoriale del 1 maggio di Avvenire di Anna Maria Furlan, segretaria della CISL. E poi sempre dal primo piano di Avvenire il Venezuela sull'orlo della guerra civile, che è anche l'argomento di apertura, lo scontro fra Stati Uniti e Russia sul Venezuela. Washington ha evocato un'azione militare e la Russia ha risposto non vi immischiate. È anche l'argomento di apertura dell'ANSA in questo momento, giusto appunto. Mentre adesso diamo un'occhiata anche alle cronache territoriali, partendo come al solito dal Corriere della Sera, dove c'è la storia di 2 genitori disoccupati milanesi, 2 coniugi residenti in una casa pubblica dell'Aleri, in zona Certosa. Per 20 giorni hanno vissuto con le figlie di 10 e 12 anni senza gas e senza luce. Il problema era il mancato pagamento di una bolletta. Disoccupati hanno lanciato un appello: cerchiamo lavoro. È la storia della festa del lavoro del mercoledì 1 maggio, raccontata dal Corriere della Sera in cronaca lombarda. Senza luce né gas con le figlie piccole, un lavoro per vivere con dignità. È l'appello di 2 genitori disoccupati per giorni al freddo. Le bollette pagate poi da amici, scrive il Corriere della Sera, si scriveva ieri. Mentre c'è un fattaccio molto brutto accaduto a Torino,
Una donna aggredita in casa e ridotta in fin di vita per picchiarla una mazza da baseball. Vittima una donna anziana che vive in Barriera di Milano. L'allarme lanciato dalla badante Giuseppina Addante, 86 anni, nata a Montemilone in provincia di Potenza. A Barriera di Milano la conoscono tutti, non soltanto i compaesani che si trovano alla pizzeria Pulcinella di Corso Novara, ma tutti i residenti della zona di Largo Giulio Cesare, dove Giuseppina Pina vive da 7 anni, da quando si è comprata casa qui, secondo piano del civico 97 bis del Corso. Giuseppina trascorre le giornate in compagnia, vive sola, ma di fatto non lo è mai. La mattina al mercato di Piazzetta Cerignola, il pomeriggio chiacchiera con le amiche sulle panche di pietra di Largo Giulio e la sera va a prendere l'aperitivo al bar dei cinesi. Ieri mattina però non è uscita di casa, non rispondeva al telefono né al citofono. Sono intervenuti i pompieri, hanno sfondato la porta alle 10. Gli agenti hanno trovato l'anziana nel soggiorno, a terra, vestita a piedi nudi in una pozza di sangue, a fianco una mazza da baseball. Immediato l'intervento del 118 che ha trasportato la donna all'ospedale Giovanni Bosco, ricoverata in gravi condizioni con prognosi riservata. Chi l'ha aggredita l'ha colpita con forza in testa, una ferita profonda, una maschera di sangue in volto. Lunedì l'abbiamo vista al mercato, allegra e serena, racconta un'amica. La badante, che fa il turno del pomeriggio, è rimasta con l'anziana fino alle 20 di lunedì sera. La collega che fa il mattino ieri ha dato l'allarme perché Giuseppina non rispondeva né al telefono né al campanello. I poliziotti hanno sentito entrambe come testimoni, hanno lavorato a lungo nell'appartamento la scientifica e la squadra mobile. La questura ha portato il nipote della vittima, nel pomeriggio i poliziotti hanno portato in questura il nipote della vittima, un 43enne con problemi di droga denunciato già per circonvenzione di incapace. Portava la zia in banca all'Unicredit, ogni volta usciva con un assegno da 2-3 mila euro. Dalla filiale di Corso Giulio, dopo vari prelievi, avevano avvisato la polizia. L'ammanco ammonterebbe a 15.000 euro. Il nipote era stato accusato di avere ingannato la zia per svuotarle il conto. Dopo la denuncia, l'anziana era stata affidata a un amministratore di sostegno. Da mesi Pina non gestiva più i propri denari in casa, teneva pochi soldi. Se chi ha provato a ucciderla lo ha fatto per rapinarla, probabilmente è uscito da quell'appartamento a mani vuote. Ieri il nipote, sentito dai poliziotti, ha negato di essere coinvolto in questa storia. Dopo 4 ore è stato rilasciato a piede libero. Insomma, ridotta in fin di vita, picchiata con una mazza da baseball ed è giallo a Torino, una donna di 86 anni in Corso Giulio Cesare. Ma lasciamo adesso per il momento la cronaca nera, torniamo alla politica con la Nuova di Venezia e Mestre che torna sul tema dell'autonomia. Il presidente Zaia dice: i 5 Stelle rispettino la volontà popolare, passi indietro mai. E Salvini confida che a brevissimo il Consiglio dei Ministri approvi le bozze di intesa e le trasmetta al Parlamento. Anche il governatore friulano Fedriga dice: se il contratto non è rispettato, inutile prolungare l'alleanza con i 5 Stelle. Torniamo invece alla cronaca con Brescia Oggi. Siamo in via Eritrea, nel capoluogo, appunto a Brescia, il rifugio degli invisibili, un angolo dimenticato. La recente morte di un senza tetto ha richiamato l'attenzione su questo luogo abbandonato in via Eritrea. Una casa di fortuna tra coperte, resti di cibo, stoviglie incrostate, porte e finestre sbarrate, ma il via vai degli ultimi non si arresta. L'intervento dell'ambulanza per soccorrere un 50enne caduto nel tentativo di scavalcare. E sempre da Brescia Oggi, a Pisogne, decapitata la Madonna Alpina, dopo le edicole sacre date alle fiamme, lo sfregio alla montagna consacrata a Papa Paolo VI, scoperto durante un'escursione da Alfredo Sillini, che dice: sono sotto shock. Le teste della Vergine di Gesù Bambino sono state staccate a colpi di mazza in località Medelette, trafugata invece la statua di Maria, la statua mariana, al crocevia di Pedalta. Statue decapitate, santelle bruciate, ex voto distrutti. Dopo i blitz in Valtrompia e nella Bassa, i vandali hanno alzato il tiro. Nel mirino di un raid senza precedenti è finito il Guglielmo, la montagna sacra dei bresciani. La devastazione, seminata lungo uno dei sentieri che portano alla cima della montagna, è stata seminata durante il ponte di Pasqua, ma è stata scoperta solo in questi giorni, provocando un moto di indignazione. Decapitata la Madonna Alpina del Guglielmo a Brescia. Mentre sempre da Brescia, dal Corriere della Sera, finanziamenti milionari ai terroristi, il pubblico ministero chiede il processo per 14 persone, un gruppo di siriani. L'inchiesta è stata aperta a Brescia. 2 milioni di euro i fondi che l'organizzazione avrebbe raccolto e smistato verso i territori siriani grazie al metodo della Hawala.
In videocollegamento da Sassari, fin dentro l'aula della Corte d'Assise del Palagiustizia di Brescia, lì davanti al GIP Lorenzo Benini si è celebrata la prima parte della maxi udienza preliminare a carico di 17 imputati, tutti siriani, a vario titolo per associazione a delinquere, intermediazione finanziaria abusiva, riciclaggio, raccolta fondi finalizzata ad attività terroristiche. Il sostituto procuratore Battaglia, titolare del fascicolo, ha chiesto il rinvio a giudizio per 14 persone. Mentre c'è un altro caso di cronaca su Brescia che riguarda Paolo Scaroni, picchiato dopo la partita, a processo 8 poliziotti. Il procuratore generale ha chiesto la condanna. Erano le 7 di sera quando le difese hanno finito le discussioni. Davanti alla Corte d'Appello è andato in scena a Venezia il penultimo atto del processo a carico di 8 poliziotti della squadra mobile di Bologna che furono assolti in primo grado con formula dubitativa per il pestaggio a Paolo Scaroni, tifoso del Brescia, oggi 41enne, ridotto al coma dalle manganellate prese dagli agenti di polizia in stazione a Verona dopo la partita tra l'Hellas Verona e il Brescia. Era il 24 settembre del 2005, rimase in coma per 2 mesi, si risvegliò invalido al 100%, la sua battaglia dura da 14 anni. Ieri uno spiraglio, l'altro ieri, al termine della requisitoria, il sostituto procuratore generale ha chiesto che tutti gli imputati, i poliziotti, siano condannati a 7 anni. Su richiesta della difesa, ad assistere Paolo Scaroni c'è da sempre l'avvocato Sandro Mainardi, i giudici hanno accolto la parziale rinnovazione dibattimentale. In aula sono stati sentiti 7 testimoni, anche la stessa vittima, che ha ricostruito con fatica quel maledetto pomeriggio. Le manganellate le ricordo benissimo, ha detto Scaroni. Poi sul treno dove gli ultra avevano già trovato riparo. Mi passai la mano in testa, percepii le ferite, il dolore era fortissimo, poi sono caduto a terra ed è calato il buio. Gli altri, tra investigatori, tifosi, ex agenti della Cedere, hanno confermato la presenza sui binari soltanto della squadra di Bologna al momento del pestaggio, la squadra mobile. Ci crede Paolo che questa possa essere la volta buona che i responsabili paghino. Lui ha sempre confidato di non aver mai smesso di avere fiducia, nonostante tutto. Adesso in appello dice basterebbe che i giudici si fidassero della ricostruzione che fa la polizia stessa. Prossima udienza il 14 giugno per il fattaccio picchiato dopo la partita nel 2005 a Brescia. E sempre su Brescia, il giornale di Brescia sui temi del lavoro: Brescia cresce ma i problemi sono salari bassi e contratti a termine. Brescia si conferma baluardo dell'occupazione in un paese che arranca, 555.000 occupati nel 2018, l'1,2% in più nel 2017. Resta però la variabile delle condizioni di lavoro, salari bassi, precarietà, ma intanto la disoccupazione nel bresciano è al 5,2%, in Italia 10,2%, gli occupati crescono dell'1,2%. C'è una cosa curiosa poi sul giornale di Brescia, invece, il racconto di uno dei tanti cottimisti della bassa bresciana, famosi per la loro laboriosità, noi che ci svegliavamo alle 3 per andare a costruire Milano, la generazione dei muratori del boom economico. Partivamo prima dell'alba, tornavamo la sera a pezzi. Alcuni non tornavano per settimane e la notte dormivano nella baracca del cantiere. Sono i cottimisti bresciani muratori. Mentre c'è un'altra questione di cronaca in primo piano su Brescia, l'appello dei genitori di Suad, la 29enne marocchina scomparsa lo scorso 4 giugno che si ritiene sia stata uccisa dall'ex marito che avrebbe fatto sparire il corpo. L'appello dei genitori è stato ricevuto e rilanciato dal giornale di Brescia. In poche ore le risposte che la famiglia della marocchina uccisa diceva di faticare a ottenere sono arrivate. Il comune di Brescia ha verificato la situazione sui diversi fronti di competenza dell'amministrazione e ha fornito i chiarimenti che tutti sperano possano rasserenare questa famiglia. Il comune di Brescia ha detto resteranno qui fino alla decisione sull'affido dei bimbi. Per i genitori di Suad una casa oltre la scadenza. Ma andiamo a Bergamo invece. Qui c'è un'altra vicenda di cronaca che riguarda un professore universitario, il professore di storia dell'arte e museologia dell'Università di Bergamo, Giovanni Carlo Federico Villa, che ha ricevuto una sanzione come rappresentante legale di una società che gli ha dato un incarico privato senza che il docente avesse avvertito l'università. Incarichi senza avvertire l'ateneo, maxi multa al professore, 280.000 euro da pagare per lui. La cosa si sarebbe ripetuta con altre 2 società. Non siamo mai stati informati di nulla, dice il rettore Pellegrini. Sanzione complessiva per le 3 aziende appunto di 280.000 euro.
E ancora dalla cronaca bergamasca, rapita dal papà, Salvini si mobilita per Latifa, la piccola sparita in Tunisia dove il ministro ha impegnato il governo. Va trovata e riconsegnata alla mamma. Ad aprile 2015 il padre ha portato la bimba in Tunisia, il suo paese. La mamma di Stezzano ottiene l'affidamento ma non sa più dove sia la sua bambina. Latifa ha 6 anni, viveva in Italia, l'Italia non l'ha più vista. Il papà tunisino se l'è portata via. Il 18 aprile 2015 la mamma Laura Rota di Stezzano non ha potuto più fare nulla. Ora Salvini si mobilita per lei. Mentre a proposito di nuovo di Brescia, ex ditta Lancini, ICI non riscossa, la Corte dei Conti bacchetta Adro, il caso segnalato alla Procura. Altra tegola giudiziaria sul feudo leghista di Adro, paese diventato famoso per le gesta dell'ex sindaco Oscar Danilo Lancini, oggi europarlamentare, ricandidato a Bruxelles. I media nazionali hanno parlato della scuola con i 700 soli delle Alpi, della mensa negata ai figli di genitori non paganti le rette, della condanna in primo grado a 3 anni per turbativa d'asta inflitta a Lancini e altri membri della giunta per appalti a ditte amiche, sentenza annullata perché i giudici hanno letto il verdetto senza ritirarsi in Camera di Consiglio, si deve ripartire dal primo grado. Ora arriva una reprimenda della Corte dei Conti che contesta all'amministrazione incongruenze contabili, compreso il mancato incasso dell'IMU di un lotto della società eredi Lancini, l'ex ditta di smaltimento rifiuti pericolosi fallita nel 2007, proprio della famiglia dell'ex sindaco, che in passato subì anche processi penali per smaltimento di rifiuti, anche se per gran parte delle accuse intervenne la prescrizione, su altre accuse invece l'assoluzione. Altre perplessità riguardano un'altra ditta di rifiuti. E lasciamo anche Brescia per andare brevemente al Corriere del Veneto. Anche qui dominavano ieri gli articoli sulla questione del lavoro. Oltre 50.000 posti in più, molti sono fissi, ma ora manca la flessibilità. Nel primo trimestre il saldo dell'occupazione è rimasto positivo. Sono cresciute le qualifiche di fascia alta e bassa, ma non le intermedie, scrive il Corriere del Veneto. E sempre dal Corriere del Veneto l'altra questione, la pace fiscale. In coda all'alba per pagare una bolgia, ma si risparmia. In tutto il Veneto l'altro ieri file estenuanti per l'ultimo giorno utile a rottamare le cartelle. Come abbiamo visto poi c'è l'estensione comunque del periodo, come ci spiega Italia Oggi, l'estensione dei tempi per le cartelle esattoriali, giusto appunto. Una rottamazione ter più ampia, riapertura dei termini delle sanatorie, rottamazione cartelle per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2018 e nuova edizione del saldo e stralcio con la possibilità di inviare le istanze fino al 31 maggio. Queste le novità della riapertura dei termini dell'adesione agevolata, come spiega in dettaglio Italia Oggi a pagina 29. Mentre tornando al Corriere del Veneto, sui migranti l'affondo della Caritas, non sostituiamo più lo Stato. I prefetti ci hanno supplicato di aiutarli, per il governo è un fastidio, dice il vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. Non partecipiamo più ai bandi delle prefetture perché non possiamo avvallare le scelte contenute nel decreto Salvini che non condividiamo. Così la Caritas veneta. Mentre ruba la pistola a una finanziera e tenta di spararla in ospedale, siamo a Treviso, sfiorata una tragedia, per fortuna c'era la sicura allarma, arrestata una spacciatrice nigeriana, una 31enne, anche lei richiedente asilo, arrestata la sera prima perché è arrivata dal Belgio con lo stomaco pieno di ovuli di cocaina. Ha disarmato un agente della Guardia di Finanza rubandole la pistola di servizio e provando a sparare a lei e alla collega. Non c'è riuscita perché l'arma aveva la sicura, ma disarmarla e ammanettarla non è stato facile, dice Salvini. Tolleranza zero per gli spacciatori che portano morte sulle nostre strade. Così sul Corriere del Veneto. Mentre a Torino un 1 maggio con 23 aziende in crisi, più di 1.000 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Il lavoro come fonte di reddito, la prima chiave di accesso alla dignità. Tuttavia, dal 2014 al 2018 il numero di disoccupati è sceso di 37.000 unità, ma oggi l'Istat rivela che il tasso di disoccupazione è in calo al 10%, ma c'è moltissimo da fare, dice la sindaca di Torino Appendino. Le crisi di Torino sono diverse, numerose, dal settore mense al metalmeccanico
ai servizi alle imprese. Insomma, sono 23 le aziende formalmente in crisi. Mentre sempre da Torino, Nichelino per la precisione, un flash mob per i compagni armeni, siamo bimbi e non pacchi, gli allievi di Nichelino contro il trasferimento per effetto del decreto Salvini. Le 20 valigie di cartone per gli amici spostati a Riva di Chieri per la chiusura del centro. 20 valigie di cartone e cartelli con scritto "non sono un pacco". Gli allievi della scuola media Moro, istituto Nichelino IV, hanno protestato l'altra mattina davanti al municipio contro il trasferimento d'ufficio di 2 compagni armeni avvenuto a fine febbraio. Per l'occasione sono tornati anche i fratellini spostati a causa della chiusura del centro di accoglienza straordinaria dove erano ospitati, trasferiti da Nichelino a Riva di Chieri da un giorno all'altro, lasciando la scuola che frequentavano da settembre, un effetto delle disposizioni della prefettura di Torino che sta riorganizzando i posti dei migranti in base ai vincitori dei nuovi bandi. Mentre sull'accoglienza una sola offerta per 800 posti, scrive il Corriere di Bologna, dopo la stretta del Viminale guidato da Salvini sui fondi, flop della gara per gestire le strutture sul territorio. Sulle buste si apriranno soltanto lunedì, si conosceranno i nomi di chi ha partecipato ai bandi per l'accoglienza migranti, si potranno pesare le offerte e valutare i requisiti. Quel che si può dire fin d'ora, scrive il Corriere di Bologna, è che molte cooperative che hanno gestito l'integrazione migranti nei centri di accoglienza straordinaria, i CAS, hanno disertato la gara della prefettura di Bologna, mentre si occupa di Orban anche il Piccolo di Trieste, un patto tra Orban e Salvini per la nuova Europa. Il premier ungherese dice il PPE collabori con le destre e sul capo della Lega dice è l'eroe che ha fermato le migrazioni dal mare. Sempre rimanendo ai quotidiani locali, invece, un'occhiata la diamo anche alla provincia di Como. Scandalo dell'asilo, nessuna risposta, caldo tropicale per le tende rotte, l'assessore nega disinteresse ma non indica i tempi. È uno scandalo sollevato dal quotidiano locale comasco. L'asilo con temperature da tropici a causa della mancanza di tende è stato al centro del Consiglio Comunale. Dall'amministrazione non sono arrivate risposte sui tempi di intervento. L'asilo Santeria, progettato dal celebre architetto del ventennio Giuseppe Terragni, aspetta da tempo la riparazione delle tende esterne, come pure del contatore. A sollevare il caso in Consiglio Patrizia Maesani. Durissima la risposta dell'assessore Bella, non c'è disinteresse verso beni di grande valore verso gli alunni, non bastano 15.000 euro, servono manutenzioni straordinarie da almeno 8 anni. Il bilancio è appena stato approvato, le risorse non potevano essere spese prima. Sui tempi, nessuna certezza. Dalla provincia di Lecco invece una notizia che riguarda l'ex capogruppo della Lega in Regione Lombardia Stefano Galli, deve restituire 196.000 euro alla Regione, risarcimento per avere nominato suo genero Corrado Paroli come consulente del Consiglio regionale per il supporto dell'attività legislativa degli enti locali, nonostante il soggetto non avesse alcun titolo per svolgere questo incarico e nemmeno tempo a disposizione. Lo ha stabilito la Cassazione. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte dei Conti 2017 che aveva accertato che Regione Lombardia aveva subito un danno in conseguenza degli esborsi erogati tra il 2009 e il 2012 in favore del Paroli, operaio imbottigliatore di acque minerali impiegato a tempo pieno in possesso di licenza di scuola media, genero dello stesso Stefano Galli, che ora deve restituire 196.000 euro. Mentre, sempre rimanendo alle cronache locali, dalla Repubblica in cronaca di Milano e Lombardia, un candidato unico in 188 comuni, fare il sindaco non è più di moda, è corsa solitaria nel 19% dei comuni lombardi che andranno al voto. Troppa burocrazia e pochi soldi. Nel milanese soltanto Gudo, Besate e Bubbiano. In provincia di Sondrio invece sono la metà dei comuni e in 10 casi non si è presentato nessuno. Nei piccoli comuni dove si presenta un solo candidato sindaco, l'unico avversario è l'affluenza. Deve andare alle urne almeno la metà dei residenti iscritti alle liste elettorali. Su 995 comuni lombardi che il 26 maggio sono chiamati al voto, sono 188 quelli dove si è presentato un solo candidato sostenuto da una lista. La provincia con la percentuale maggiore è quella di Sondrio, 24 su 51 comuni con una sola lista alle elezioni. A Bergamo i comuni sono 39 su 169, a Como 23 su 95, 22 su 147 nel Bresciano, solo 3 casi in provincia di Milano, Besate, Bubbiano, Gudo Visconti.
Il sindaco non è più di moda, mentre sempre dalla Repubblica siamo in Sicilia, però il nuovo patto di Caltanissetta per il ballottaggio, alleanza vicina tra Lega e 5 Stelle, un articolo poi di Emanuele Lauria sulla lunga marcia della Lega, dalle uova alle piazze piene. In principio fu la lampedusana Angela Maraventano, senatrice leghista, poi Raffaele Lombardo sdoganò Calderoli, Salvini è la prima visita tra i fischi, adesso invece le piazze piene. Nel 94 Bossi si candidò nella circoscrizione Isole alle europee, prese meno di 1 migliaio di voti. La storia della Lega in Sicilia, mentre torniamo dalla Sicilia all'estremo nord, all'Adige. In primo piano la questione delle dipendenze dalle droghe, eroinomani già a 13 anni, allarme del SERD anche per l'alcol. Un adolescente trentino su 4 ha provato una o più sostanze che creano dipendenze, mentre 2 giovani su 3 consumano abitualmente bevande alcoliche il cui abuso è sottovalutato. Sono dati preoccupanti quelli relativi alle dipendenze che fanno scattare l'allarme anche per sostanze come l'eroina. Al SERD vengono registrati nuovi pazienti giovanissimi, in alcuni casi tredicenni. Mentre si riaffaccia sul Corriere del Mezzogiorno e non solo Bassolino, il nome che torna a galla per il dopo De Magistris al comune di Napoli. L'ex governatore ha scritto un post su Facebook: mi vedono e mi invitano a essere in campo. L'ipotesi forte è quella di un suo ritorno. Mi notano correre, mi fermano una coppia di giovani, mi ha strappato un sorriso. Non un uomo del passato, ma il leader più moderno e attento ai grandi temi dell'Europa e del mondo, quello che ha maggiore capacità di coniugarli al presente e al futuro di Napoli. Così Vito Nocera in un lungo documento su Bassolino, del quale chiede il ritorno in pista per il comune di Napoli. In regione invece il presidente De Luca dice: i disoccupati mi contestano, chiedano il reddito di cittadinanza. Il presidente Campano alla consegna dei treni jazz ha detto: sono dalla parte di chi non aggredisce, preoccupato sui dati Eurostat. Il piano del lavoro ha bisogno di una deroga sulla mobilità. C'è poi l'intervista alla senatrice dei 5 Stelle Paola Nugnes. I 5 Stelle hanno una sola strada, quella che porta a sinistra. Non ho mai votato il PD, ho combattuto il renzismo, ma capiamo se vogliamo prenderci questo spazio. Rimane ancora da segnalare una lunga chiacchierata sul Tempo di Roma fra il direttore Franco Bechis e il presidente della Lazio Lotito. Sono il sovranista del pallone, il calcio non è un affare, è passione e missione. Salvini è uno che ci mette la faccia e ha il coraggio di certe scelte, ha buoni ingredienti, spero che li possa trasformare in fatti concreti, dice il presidente della Lazio Lotito, parlando anche appunto di Matteo Salvini. Mentre a Roma arriva una prefetta salviniana, il Consiglio dei Ministri autorizza la nomina di Pantalone sceriffo anti-immigrazione, ok anche alla nuova dirigenza di Banca Italia, resta lo stallo sul caso Siri, sul caso di Armando Siri. Mentre con questo lasciamo anche il Tempo di Roma. Tra poco parliamo di questo articolo che ha girato molto anche nella giornata di ieri. Non c'erano i quotidiani ovviamente di oggi non ci sono i quotidiani, ma nella giornata di ieri è girata molto questa notizia: Di Maio spegne Radio Padania. Tra pochi minuti ne parliamo in dettaglio con chi si occupa di questa vicenda. Bello però il titolo: Di Maio spegne Radio Padania, non è male. Stop alle trasmissioni nazionali, eccolo qua. Ne parliamo appunto tra pochissimi minuti. Intanto torniamo brevissimamente al primo piano. Vi avevo segnalato il primo piano di Repubblica con un bell'articolo di Federico Rampini sul Venezuela. Droga, petrolio e diritti. Il Venezuela è diventato una crisi globale. Le sanzioni americane hanno piegato l'economia, Russia e Cina cercano di supplire, un popolo in mezzo ormai ridotto allo stremo. Insomma, siamo alla riedizione, scrive Federico Rampini, dei fatti di Budapest 1956, Praga 68, Tiananmen 1989. Un orrido remake si rischia a Caracas. Blindati socialisti, tra virgolette, contro civili indifesi. Un regime che si dice di sinistra, palesemente illegittimo dopo le ultime frodi elettorali e le violazioni della Costituzione, che maneggia la forza militare per reprimere il suo popolo disgraziato, quello del Venezuela, scrive Rampini. Sotto la sua terra e le sue acque ci sono alcune fra le più grandi riserve petrolifere del pianeta.
Ricchezze sprecate, dilapidate, prima da Chavez, ora da Maduro, caricature feroci e oscene dei sogni di Bolivar e Che Guevara. Con più di 3 milioni di cittadini costretti all'esilio, i rimanenti 30 milioni esposti a privazioni drammatiche, abusi continui dei diritti umani, questo è da tempo uno Stato fallito, uno Stato canaglia governato da un potere criminale. Ieri le forze armate sono parse sul punto di dividersi. Però l'impressione è che il tentativo di attirare il potere militare dalla parte di Guaidó sia pieno di incognite. L'alleanza fra forze armate e Maduro è difficile da smontare. Numerosi i fattori che tengono unito l'esercito a questo fallimentare presidente affamatore del suo popolo. Al primo posto il petrolio. Maduro ha dato ai militari un accesso privilegiato alle ricchezze energetiche del paese. Al secondo posto il narcotraffico, ormai gestito direttamente dagli uomini, in divisa. Gli equilibri di potere nel mondo dei narcos si evolvono. Un ruolo di primo piano lo svolge il narcotraffico di Stato, gestito dalle autorità di Caracas, e poi gli appoggi esterni Russia, Cina e Cuba. Così Federico Rampini su Repubblica. Ci fermiamo un attimo, qui Parlamento, e poi Di Maio che spegne Radio Padania. State all'ascolto perché da spenti stiamo parlando da spenti, parleremo da spenti per il futuro anche, è una radio straordinaria la nostra, riusciamo ad andare in onda anche spenti. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. L'accordo del governo della Repubblica Italiana con il governo della Repubblica del Kazakistan mira a combattere la criminalità transnazionale, rendendo più efficace nel settore penale la cooperazione giudiziaria internazionale. Le parti impegnate nell'accordo saranno tenute a prestarsi vicendevolmente la massima assistenza giudiziaria. Questa mutua collaborazione giudiziaria riguarderà questioni decisive come l'esecuzione di indagini, la ricerca e l'identificazione delle persone, la trasmissione di documenti, di perizie e il trasferimento di persone detenute. Questo accordo disciplina con prudenza il processo di estradizione e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. Nel caso di un rifiuto dell'estradizione, lo Stato sarà tenuto ad instaurare un procedimento penale secondo la sua normativa interna, sottoponendo il caso alle proprie autorità competenti. Quindi questo accordo muove dal riconoscimento della rapida evoluzione delle realtà sociali e commerciali, caratterizzate da una sempre più intensa